Amici bellini, riportiamo la calma, perché lo so, sarà una live calda, caldissima, lo so, i like scarseggeranno, conosco i miei polli, è proprio una questione di polli, via. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Volevo dirvi una cosa prima di cominciare. Sono sicuro che voi state là sulla chat, anche tra di voi, che ci sta tutto, perché sono questi i momenti in cui i tifosi del Napoli, lo so, togliete un attimo la chat, ma fatelo per me se volete bene a me. Togliete un attimo la chat, mettete il like, perché il like non è il Napoli ha vinto, metto il like. Non è così che funziona YouTube per quanto mi riguarda. Mettete il like a me, che dopo una partita del genere vorrei andarmene a dormire, o anzi, o meglio, andarmene da qualche altra parte. Vedi la bellezza di chi non è solo mio amico, di chi è simpatizzante del Napoli nonostante sia un ultra vero e proprio del Verona, Martin Humphreys. Che occasione persa, io ringrazio, vedete come poi esce fuori più il supporto e l'amicizia vera e propria, Renato non smentisce mai e io lo ringrazierò fino alla fine dei tempi, e appena mi faccio la seconda vaccinazione, che si può un attimo viaggiare, io devo venire in Canada a trovarti, non me ne frega proprio. Trovami una data acustica, vengo con la chitarra, faccio le canzoni di Toto Cutugno in Canada, sono sicuro che spacco, e ti vengo a trovare, uno sfizio per venirti a trovare, non c'è dubbio. Un bacio, passiamo a salutarvi tutti quanti, perché poi faremo approfondimento, voglio dirvi la mia sulla partita, poi ci saranno le considerazioni di Guido e ci saranno tutti i vostri commenti al riguardo, che avete il diritto di dire la vostra. Vedi? Sei benvenuto, porta sempre aperta. Un bacio a Martin, un saluto a Napoli Alfredo, è molto triste, un saluto e un ringraziamento a Giuseppe Argento, come tutti i moderatori che vedrete arrivare. Forza Napoli la tocca pianissimo, 76, giustamente. Un saluto a Marcello Pio, un saluto a Matteo Nocerino, ad Armando Flaminio, a Salvatore Chianese, a Cristiana Campa, a Karma, a Luca, ad Angela, buon pomeriggio, a Diego, sto facendo prima un giro di saluti, ragazzi, a Maria, a Carlo, a Lorenzo, all'ottimo Ivelin, a Paride, a Lioner, a Davide Squillante, a Rossana, a Luca Elca, a Vincenzo, a papà però, a Umberto Todisco, a Marco Avetta, a Charles Bukowski, a Felice Pirozzi, a Francesco Fucci, a Roberto Salatiello, a Francesco Perrone, a Ciro Sellitti, a Maria Elena, a Gaetano Valsemini, e Diego Pugliese mi interrompe volentieri. Meglio che non diciamo niente, va, perché sennò sarebbero solo Tra l'altro il Chi è morto mi ricorda una cosa, e ti ringrazio Diego prima di tutto per il tuo supporto. Il Chi è morto, il chi ti è morto, cioè i morti, no? La religione, i defunti eccetera eccetera, ragazzi, per la seconda volta mi fanno notare che non si è squagliato il sangue di San Gennaro. Poi questo lo mettiamo nel computo delle cose, Ti ringrazio ancora Diego, Gaetano, Rafa, Fernando, Francesco, Roberto, Pier, avevo visto Pier e non l'ho preso, per la pronuncia è papà però. Li sentite? Stanno venendo a prendere Gattuso. Se non vinciamo le ultime non siamo da Champions. Gigi Lotto, Just Sniper, Giovanni Ciani,
Mamma mia, i rumori proprio come al solito alla fine, Fragili diventa bene. Giovanni, io non lo vorrei dire, ma io ho visto tanta stanchezza mentale, non so se anche fisica, ma ho visto tanta stanchezza nel secondo tempo, perché siamo venuti un pochino meno. Nando, c'è anche Miki79, il Chelsea, la Juve, la Fiorentina, la Lazio, il Vittoria Pilsen, il PSV, l'Atalanta nel momento decisivo, siamo sempre venuti meno, è un ripetersi, siamo fragili mentalmente e non solo. Ragazzi, io prendo questo messaggio, ne prendo altri ovviamente, per ricordare, per dirvi un attimo la mia. Allora, io quando ho fatto l'approfondimento pre-partita, quando vi ho spiegato, quando molti di voi, non tutti, dicevano non ti preoccupare, non devi guardare a nessuno, non devi gufare nessuno, le vinciamo tutte. Io ho cercato di spiegarvi come la pensavo. I polli, sì, erano pronti, amico mio, erano pronti, perché comunque quando prendi la siringa alla fine un po' pollo lo sei, eccolo qua. Vincerle tutte non è calcisticamente possibile, tant'è vero che anche l'Atalanta oggi impatta con il Sassuolo ed è proprio quello che vi avevo detto. Ora non deve essere la live di chi ve l'avevo detto eccetera eccetera, perché altrimenti non ne usciamo più, altrimenti facciamo poi la live, vedi Gattuso out di nuovo. Non vuole essere questa la casa dei Gattuso in o dei Gattuso out, non mi interessa, possiamo affrontare partita dopo partita, possiamo valutare i cambi, se ci sono piaciuti, se avremmo fatto qualcosa di diverso, con il seno di poi non lo sai, perché alla fine il gol lo prende Yusai che non controlla fino alla fine e Yusai stava comunque giocando benino. Ma ci sono delle cose che sono molto complicate e io avevo notato che lo sforzo fatto dal Napoli per completare questa rimonta era straordinario. Ma mi fermo, perché Salvatore Falanga ci dice, ed è tutto bello giallino, tutto bello straordinario, doveva finire 4-2. Fabian e Lozano hanno giocato male, su Lozano sì, Fabian Maluccio, ma Lozano poco. Fabian insieme a Zelo andiamo sostituito, sì, Petagna avanti, magari Mertens dietro, Elmas per Fabian, il gol annullato, che dire, amarezza. E mi prendo questo spunto anche per farvi vedere gli XG che dicono ovviamente che il Napoli ha creato di più e non c'era dubbio, se ce ne siamo accorti, 2.91, quindi quasi 3 gol, però c'è un 1.89 che ci fa riflettere sul fatto che il Cagliari nel primo tempo hanno creato qualcosa di più, perché comunque il palo ha tremato, perché Meret ha fatto una parata e però poi la palla gli è rimasta lì e potevamo prenderlo il gol. Quindi il Cagliari ha creato più di quello che possiamo pensare. Poi nel secondo tempo hanno fatto l'arrembaggio con un paio di lanci lunghi, con qualche cross. Non abbiamo nemmeno, secondo me, sofferto tantissimo. C'è stata la parata di Meret, anche lì grande parata su Pavoletti, ma dopo un'incertezza nell'uscita, perché avevi sul calcio d'angolo la palla poteva essere sua, invece lui la smanaccia col pugno e vabbè, e dopo fa il miracolone. Però ragazzi, il punto chiave secondo me sono le statistiche queste qua, dove ci fanno vedere che il Napoli le chance 61%, ok, i gol 1-1, poi gli XG va bene, i tiri 19, solo 5 nello specchio della porta, mentre il Cagliari 14, 4 nello specchio della porta. Quindi loro più precisi, noi molto sciuponi, e poi i punti aspettati, gli expected points alla fine, 2 contro 0,78. Quindi anche questo non ci dice tutto la statistica, però ci fa capire che il taccuino è pieno, è pienissimo di occasioni da gol. E nel primo tempo Manolassa alle stelle, Osimhen di testa al lato, Osimhen da Insigne il gol, Dem straordinario, il palo del Cagliari Zappa, Lozano di testa la butta fuori ma quello poteva essere fuori gioco, Insigne il calcio di punizione altissimo, Pavoletti poi Parameret. Secondo tempo il Napoli inizia bene perché abbiamo sofferto più nel primo tempo secondo me, però Osimhen al lato, Zielinski parato, Diego Dem la traversa che sta ancora tremando, Dem straordinario, Osimhen al volo, niente da fare, Osimhen il gol, perché poi parleremo anche dell'arbitraggio, il gol, ha soffiato sopra Godin, ha chiamato il gol, va bene, poi per lo stesso tipo di intervento non si sono chiamati falli, va benissimo, in un altro tiro di Zielinski parato,
centrale e poi Insigne non ribadisce bene, Insigne che la tira piano piano, Osimhen al lato di nuovo, Di Lorenzo in dribbling che arriva fino alla fine, Insigne che era fuori gioco però si impappina lui e i piedi, Insigne ancora centralissimo e poi la parata di Meret su Pavoletti fino ad arrivare al gol. Quindi ragioniamo un attimo su quanto il Napoli ha creato e su quanto queste partite, quando non le metti al sicuro, restano in bilico e purtroppo non c'è niente da fare. È legge del calcio, perché esistono delle cose possibili calcisticamente improbabili, è legge del calcio che se non la chiudi, e il Napoli è stato bravo a raddoppiare in queste giornate passate, a tenersi al sicuro, se il Napoli non la chiude, il Napoli rischia sempre la siringhetta, perché purtroppo siamo così. Non c'è niente da fare. Andiamo a leggere qualche altro messaggino. Scusate la lungaggine. Rosario Selo, nelle ultime 5 ci potevamo giocare al massimo un jolly, ce lo siamo giocati subito, ora non ne abbiamo più, ma non dimentichiamo che le altre hanno partite anche più difficili delle nostre. Rosario, è vero, le altre partite io per questo avevo fatto una tabella di cufaggio, non per altro, ma perché io dico che non è possibile fare il filotto. Ci siamo fermati, adesso con il fermarsi uno può sperare che ricomincia, se uno è forte mentalmente, la prossima lo Spezia vinci 4-0 se sei forte mentalmente, altrimenti se hai accusato il colpo, ragazzi, togliamoci subito il pensiero, perché poi uno sguardo lo dobbiamo tenere alla Juve stasera, ma purtroppo si sta incanalando in questo modo. Che vi devo dire? Poi potremmo parlare del Milan, potremmo parlare degli arbitraggi, perché il Milan ieri vince, ma Ibrahimovic con il braccio così, e Calvarese dice ma quando mai ce le ha così? Ma si allarga il volume del corpo, quello è rigore tutta la vita per il Benevento, niente da fare, vabbè. Guido ha sempre ragione, è matematico perdere punti in queste partite. Osimhen sta migliorando sempre di più, voglio sapere dove stanno quelli che lo criticano. Lionel, hai ragione, purtroppo ragazzi i social sono così, per un periodo sono diminuiti i Gattuso out, ovviamente perché si giocava bene, si faceva così, e oggi probabilmente riescono tutti felici a Gattuso out. Idem per quanto riguarda Osimhen, se sbaglia un controllo, una cosa, Osimhen non ne può. Oggi anche il gol, oltre la doppietta probabilmente, e la sua uscita fa perdere fisicità e pericolosità al Napoli, non c'è dubbio sotto questo punto di vista. Rimettiamo in gioco anche la Lazio, sì, e poi però qua dobbiamo vedere, perché questo punto che sa di sconfitta ci tiene la Lazio, diciamo, a distanza di sicurezza, nel senso che consideriamo che già abbiano vinto il recupero con il Torino, si mettono a pari punti, ma negli scontri diretti siamo in vantaggio. Attenzione a Lozano e attenzione, e un ringraziamento a Francesco Fucci da Barcellona Azzurra, un abbraccio enorme, grazie Francesco per essere tra noi, e purtroppo amico mio Lozano mi fa riflettere sul fatto che oggi mi è venuto meno il messicano, devo dire la verità, mi aspettavo qualcosa in più, l'ha avuto l'occasione ma era fuori gioco e mi aspettavo qualcosina in più su quella fascia da parte sua. Grazie Francesco per essere sempre a supporto. Signori, siamo in 300, chiedo a tutti voi, non solo ai moderatori, chiedo a tutti voi quanti like ci sono, per sfizia, proprio per sapere quanti like ci sono. Mi fermo. Ah, bello Francesco, fammi leggere quel messaggio. Mi fermo, fammi vedere, guarda. Oh yes, 2 punti persi che valgono come una montagna. Buonasera da Marbella a tutti gli amici bellini, ciao Costanzo. 162, ma sono pochine. 120.000 lire bastano? 177? Dai, andiamo a salire. Ciao Pinuccio, congratulazioni per gli 8.000, non molliamo, si può ancora fare. Grazie Pino per le congratulazioni. Non molliamo, si può ancora fare. Io spero che la squadra non molli, perché se la squadra è specchio dell'entusiasmo o della depressione della piazza, ragazzi, e parlo purtroppo di Insigne che mi è sembrato molto nervoso,
molto nervoso, perché ad un certo punto l'arbitro ha cominciato a non fischiare più, lui si sentiva i falli, si fermava, si guardava intorno, guardava il quarto uomo e mi è sembrato innervosirsi progressivamente rispetto all'arbitraggio, come ci siamo innervositi noi. E purtroppo, secondo me, Insigne, da tifoso del Napoli, questa cosa, secondo me, la soffre più di altri. Penso. Angela, anche io mi aspettavo qualcosa in più da Lozano. Eh sì. Luca ABC. Lo Spezia si deve salvare, la Fiorentina si vuole vendicare. Certo. Ma anche questo lo dobbiamo considerare. Ma Osimhen è andato a scuola calcio come aveva chiesto Di Marzio? Ah no, era solo giù per l'infortunio, chiedo per un amico, Fabrizio Zamprotta, anche lui la tocca pianissimo, grazie Carlo, 216 più un dislike, grazie Mary, anche lei sempre presente, il dislike ce lo teniamo bello, bello caro, carissimo, ma se non ci fossero i dislike non sarebbe YouTube ragazzi, quindi va benissimo, voi però dovete contrastarli. Mi dai parere su Manchester United Roma? Tutti stanno arrabbiati per la figuraccia, però già rimaneggiati, mezz'ora 3 cambi, fosse normale crollare nel secondo tempo o no? Gennaro, il Manchester ha fatto una partita di ottimo livello e la Roma può ovviamente recriminare, perché è tanta sfortuna anche quella, quando ti vengono a mancare pedine fondamentali, specialmente Veretù che fa tutto nel centrocampo della Roma. A noi però ci hanno detto, noi del Napoli ci hanno detto che i cambi non hanno importanza, che la squadra non ha importanza, li devi gestire meglio, non puoi, anche con il Granada devi vincere, devi asfaltare il campionato e gli avversari anche se hai la primavera, quindi a noi ci hanno insegnato che non si può recriminare per i cambi. Mi tengo la riserva su Osimhen, Baby Fox va più tranquillo. Forza Cagliari, con voi vale doppio. Qua lui Daniele sotto giù, io ti porto il TVB con i pistacchi americani con calma, perché non è stato, capito, tranciante, aggressivo eccetera eccetera, ha detto quello che è la verità. Quindi voi ragazzi inondatelo di TVB, ma senza quella cosa TVB, no, un TVB perché comunque è passato, l'ha detta bene, lo capisco, perché oramai purtroppo da quando è avvenuto quella cosa dello spareggio col Piacenza, il cagliaritano contro il Napoli non vuole sapere niente, è più importante della salvezza delle altre partite, con noi vale doppio, lo sentite, e i giocatori del Cagliari lo sanno perché glielo dice anche il presidente, glielo dice in continuazione l'allenatore, l'ambiente Cagliari. Non c'è alcun dubbio, non è mai una partita banale, mai. Allora, TVB e pure KT, vabbè, là a quel punto se lo deve prendere, vedi, no, TVB ragazzi, TVB, fate i bravi, fate gli amici bellini, vedi, bravi, bravissimi, buonasera Salvatore. Odio Mazzoleni, Balbin, ragazzi, tra l'altro qua, vabbè, io voglio capire anche come fa una società come il Napoli, dopo quello che ci ha fatto storicamente Mazzoleni, accettare sempre una designazione che oramai ha qualcosa di comico, continuata, un arbitro che aveva smesso di arbitrare, e quando tu smetti di arbitrare e fai, e lo ripeto e ricordatevelo bene, fai una dichiarazione pubblica dove dice quali erano i giocatori con cui non ti trovavi bene, e lui dice l'unico che mi stava sul cazzo era Marek Hamsik, cioè un giocatore correttissimo, un giocatore tra i più corretti della storia della Serie A, mai un fallo, mai un'espulsione, mai una munizione, mai un'aggressività, sempre, capito, tranquillo. Il giocatore che mi stava sui coglioni era Marek Hamsik, ce lo mandano come VAR tutti i santi giorni, io non ce la posso fare. E non mi devo lamentare io da New York, non vi dovete lamentare voi community del Caffè Napoli 1926. Orsato all'Inter non ha arbitrato più. E quella cosa di Orsato andò in culo a noi, no a loro. Ci ricordiamo? Allora questo significa avere una società presente e potente. Che è successo? Non capisco.
Non capisco perché che sta succedendo. Il dislike di Mazzoleni. Tantissimi cagliaritani e forza Cagliari, vabbè, però ti devi iscrivere al canale, amico mio. Hai goduto a vedere la reaction, vatti a vedere la reaction, mi metto quasi a piangere, però in cambio iscriviti al canale e clicca sulla campanella, perché una volta siamo nemici TVB, una volta, 2 volte all'anno siamo nemici, ma poi per il resto dovremmo essere 2 squadre del sud che dovrebbero combattere contro le squadre del nord. Quindi iscriviti al canale, benvenuto. E benvenuto. Quante cose, Vale, quante cose, hai ragione, quante cose. Vogliamo parlarne, Vincenzo? E parliamone. La manina appoggiata, perché la manina c'è. Godin sviene vera e propria, non può mai essere fallo quello per quanto mi riguarda, mai. Vogliamo chiamarlo fallo? Benissimo. Allora se è fallo anche su Lozano. Ed è rigore su Lozano, e se è fallo sono falli tutte le manine che hanno messo addosso a Insigne dove Insigne si è fermato, sono falli tutti se vuoi arbitrare così, non solo quando Osimhen va a fare il secondo gol che avrebbe chiuso la partita, se questo è il fallo, se questo è il metodo di giudizio. E andiamo. Ciao Ferdinando. La mano moscia, bravo, la mano moscia. Poi si può dire, è stato ingenuo, eccetera, eccetera. Ma tutti fanno così. Lukaku si appoggia sempre addosso e non gli chiamano mai niente. Pavoletti non si è appoggiato su Koulibaly. E così è un gioco di contatto il calcio. Ma che scherziamo? Ma dai. Vedi Stellina come dà delle idee giuste, anche appropriate. Simone, visto che hai vareggiato, offri un caffè a Valerio, ma non ti preoccupare. Simone non offrirà nulla, ma va benissimo, non è detto nemmeno che se lo possa permettere, quindi io capisco, magari è piccolino, magari non ha nemmeno un account. Il like è gratis, l'iscrizione è gratis e almeno io cresco. Godin non solo sviene, ma liscia la palla, ma è quello liscia la palla. Quanti gol ha fatto Lukaku? È quello che ho appena detto. Stavamo vincendo sempre con un più gol di scarto senza prendere gol negli ultimi 10 minuti, una volta che stavamo sull'1-0. Vedi, Red Hammer, è proprio così, è proprio assolutamente così. 2 punti con il Sassuolo, 2 punti con il Cagliari, saremmo secondi, è allucinante. TVB, ciao Valerio, comunque stiamo calmi, siamo fragili mentalmente, però il Napoli ha giocato bene, forse i cambi troppo conservativi. Sui cambi io ci ragionerei per tutta la serata, voglio aspettare anche di sentire cosa dice Guido nelle sue considerazioni, perché qualcuno mi parlava potevi mettere a Petagna, mo improvvisamente Petagna è diventato la punta di diamante del Napoli. Ho capito, magari per tenere Mertens dietro al posto di Zielinski, e questo li avrebbe mantenuti in tensione. Ci sono una serie di cose, è chiaro, si può parlare. Io una cosa però dico, quando noi facciamo queste considerazioni sappiamo come stavano in allenamento, li abbiamo visti, perché può essere pure che Petagna non era proprio in grado di scendere in campo oggi, può essere pure che Mertens più di 20 minuti non poteva fare, può essere che li ha visti male in allenamento. Questo purtroppo non lo possiamo sapere, possiamo fare delle ipotesi. E dire ma quello ma purtroppo ragazzi, con il senno di poi, visto che poi Gattuso non può neanche parlare, e lo ribadisco perché Gattuso non può parlare, e si è detto che ha fatto bene il silenzio stampa. Per me non fa bene mai quando un allenatore non può neanche giustificare le scelte che fa, se ci piacciono o meno. Martin Humphreys: non si dovrebbe mai essere nemici, solo supporters delle rispettive squadre del cuore quando ci si scontra, quindi 2 volte all'anno. Straordinario Renato come sempre, e con questo messaggio straordinario introduco lo straordinario Guido Gentile. Straordinario, non so. Ah no, ti fermo subito per ringraziare Falanga, perché non ti voglio interrompere durante. La mia è una considerazione col senno di poi. Sì, si parlava dei cambi. Tore, ti ringrazio sempre e ti bacio, e vediamo le considerazioni di Guido. Buonasera.
Buonasera a tutti, a te Valerio, a tutte le amiche e gli amici e anche gli ospiti che entrano con garbo in meno. Sarebbe fin troppo facile per me analizzare la partita di oggi, sapendo fin dall'inizio che mi attirerò un po' di tutto, no? Quando me ne sono andato la volta scorsa c'è chi ha detto seccia, eccetera. Non siamo qui per fare a gara di chi è più tifoso. Io per primo perché non fare un buon servizio a Valerio. Però partiamo dall'inizio, facciamo i complimenti alla Juventus campione d'Italia 2020-2021 e non è un lapsus perché una delle divergenze forti di opinione avvenuta tra me, soprattutto un collega molto più esperto, più famoso, è avvenuta proprio in occasione di Inter-Napoli, dove io ho preso una posizione molto forte, Valerio sicuramente lo sa, che Sì. l'Inter vincerà il campionato, e lo vincerà, dissi pure, con 4-5 giornate di anticipo, secondo tutta una serie di analisi. L'Inter ha vinto con 5 giornate di anticipo. E l'ha vinta, è la cosa più preoccupante per il campionato italiano, col metodo Juventus, ovvero prendendo il dirigente più forte, e non dico più bravo, più forte della Serie A. Non a caso l'Inter, che era una banda di pazzi nello spogliatoio, ha rimesso le cose in riga e si è visto anche pratici quanto vale, sia sul mercato, i buchi del mercato, sia per quanto vale nella situazione che è sfuggita di mano. Ma non parliamo solo per l'esame di Suarez, e dopo aver visto il video pubblicato da Repubblica diventa veramente imbarazzante parlare di calcio in Italia. Ma chiediamo. Un allenatore lamentoso, piagnone, umorale, vincente, una società fortissima e un buco enorme di soldi come ha fatto la Juve in questa. Alla fine in Italia si vince così. Quindi togliamocela subito dalla testa. De Laurentiis voleva vincere, noi siamo andati vicino a vincere, noi vogliamo vincere, perché sono anni che lo so che faccio la parte adesso dell'antipatico, ma se la Juve toppa, gli scudetti si vincono se tu li vuoi vincere veramente e se fai tutte le operazioni necessarie per vincere. Non è automatico che tu alla fine vincerai, ma intanto devi mettere in essere tutte le operazioni societarie, stampa, arbitraggio. L'Inter ha vinto col metodo Juve ed è campione d'Italia 2020-2021. Altro punto, tanto pionò che alla fine piove, non per secciare, perché il calcio non si fa con le figurine. Cioè, parlavamo anche vincendole tutte, no, sappiamo che il Napoli sarebbe andato in Champions. Io l'ho scritto a inizio campionato, per me sarebbe un risultato eccezionale se il Napoli arriverà quinto, perché non si passa dalla settima posizione alla quarta, alla terza. Non funziona così lo sport. L'ho detto più volte nel tuo canale e lo ripeterò. Quando io sbaglierò qualcosa, chiederò scusa e analizzerò le ragioni per cui il mio ragionamento, la mia analisi è stata sbagliata, così imparerò con molta semplicità, umiltà. Però non funziona così, soprattutto per società piccole. Significa tra l'altro fare 47 punti nel girone d'Italia, perché il calcio, mi spiace dirlo, lo so che è un ragionamento unico, non è cultura. È sbagliato quando si dice che il calcio è cultura, e ve lo dice uno che piccolo piccolo un po' qualcosa lo fa in campo artistico e culturale. E non ho mai la presunzione di dire io faccio cultura. Però il calcio si studia e le serie storiche e gli anni e i raffronti, le cose hanno un peso enorme. Quindi se certe cose non sono mai successe nella storia di una società, non dico che non succederanno mai, ecco la frase che è statisticamente possibile ma calcisticamente improbabile se non impossibile. Per quale ragione divina o non divina, soprattutto sportiva, deve accadere? Il Napoli sta facendo un girone di ritorno eccezionale, da secondo in classifica, ed ha lo stesso punteggio dell'Atalanta perché ha alla fine 33 punti. Sono quasi quanti quelli del girone di andata. Ma vediamo prima la partita, che è quella che vi ha fatto arrabbiare. Il Napoli ha pareggiato una partita che doveva perdere e che poteva vincere e che è lo specchio di tutta la stagione, ovvero una qualità tecnica
e tattica della squadra superiore, dei limiti tecnici dei singoli che sono evidenti, problemi arbitrali che vanno avanti da troppi anni, e pare che non interessi a nessuno alla fine, soprattutto a chi vince. È una società totalmente assente nei momenti cruciali, che poi alla fine è facile prendersela con l'uomo più debole che è l'allenatore. Il Napoli inizia molto bene nel primo tempo, con una partita tatticamente intelligentissima perché è inferiorità numerica al centrocampo e gioca a 1 o 2 tocchi proprio per non rimanere invischiato nel centrocampo a 5, allargando quasi sempre sulle fasce con velocità. E il Cagliari aveva un po' di difficoltà a rientrare col quinto di difesa, solo che abbiamo trovato subito una giornata dove Lozano e Insigne hanno dimostrato, uno perché probabilmente ha dato tutto in questo sforzo di recupero della classifica, e l'altro perché è difficile tornare da un infortunio così grave come quello di Lozano, che non è una rottura di un crociato, però comunque è un infortunio muscolare serio di 2 mesi di stop. E non siamo stati incisivi, quindi un Napoli bello e sprecone, ma è un altro dei cavalli di battaglia di Guido, ed è quello della famosa percentuale di realizzazione, che è il nostro difetto. Oggi Gattuso segna un record, perché il Napoli di Sarri concluse la stagione con 548 tiri la stagione, quindi tutte le 38. L'anno dopo Ancelotti fece meglio, 550, l'anno scorso 514. Con oggi Gattuso ha toccato la sua squadra chiaramente 551 tiri. Il problema è che se prima erano 317 nello specchio e 77 gol, poi sono diventati 292, poi 276, quest'anno addirittura 251. Cioè più della metà dei tiri che noi facciamo non vanno nello specchio delle porte, e molti di questi nello specchio della porta sono poco più che dei passaggi come quelli di oggi. Però Gattuso ha già fatto segnare alla sua squadra 74 gol. Sarri si fermò a 77, il Napoli di 91 punti, poi 74-61. Segno che comunque i movimenti d'attacco ci sono. È un problema atavico che evidentemente la società non ha saputo risolvere con quei giocatori che poi alla fine sono quelli che ti fanno vincere le partite, le coppe, cioè, che sono quelli decisivi. Nel calcio non conta tirare tanto o segnare tanto, conta segnare al momento giusto, all'interno di una partita, all'interno del campionato. E la partita di oggi è stata una chiave, perché è vero che il Napoli poteva fare più volte il 2-0, ma poteva, dobbiamo anche dirlo, più volte subirlo, perché il Cagliari, quando il Napoli non giocava a 1 o 2 tocchi nel primo tempo, avendo questa superiorità numerica al centrocampo, con Nainggolan che riusciva a trovare posizione tra le linee, si riusciva a rendersi pericolosa. Dove è venuto meno il Napoli, lo abbiamo visto, e fisicamente nel secondo tempo, dove è incominciato a soffrire sulla seconda e addirittura la terza palla che permetteva di giocare al Cagliari. Si dirà cambi tardivi, per me ti posso dire umanamente dall'esterno, io su Osimhen non poteva far nulla Gattuso, perché è stata l'ennesima partita sfortunata di questo ragazzo che è molto voglioso, ha un grandissimo scatto. C'è stata una azione che è stata anche imbarazzante per i compagni, perché lui ha una palla molto lunga, se n'è andato a prendere, se n'è andato sul difensore, è arrivato sul fondo, ma né Zelinski né Lozano, che correvano senza palla e senza il difensore che ti pressa, sono riusciti ad arrivare in tempo, e quindi il suo cross alla fine non è stato chiuso né nel primo né nel giocatore che deve andare sul secondo palo. Di solito si fanno dei movimenti in allenamento proprio per permetterti a avere 2 possibilità. Nel caso che tu non riesci a chiuderlo subito sulla, diciamo, prima botta sul primo palo, devi arrivare al rimorchio. Ecco perché i giocatori dovrebbero correre tra l'altro sfalsati e non in linea, perché se sbagli il primo sbagli anche il secondo. Invece il secondo deve essere leggermente in ritardo rispetto a chi va sul primo palo. Non ci sono arrivati comunque né di primo a botta né di secondo, perché Osimhen era più veloce degli altri. Il Cagliari non ha rubato nulla, il Napoli non ha rubato nulla, non dobbiamo prendercela con nessuno, con Gattuso out. Questa è la squadra. Sull'arbitraggio, sapete che io sull'episodio singolo non ne faccio una questione, perché che vi devo dire? Quello su Osimhen è rigore, gli prende la caviglia, il pallone davanti nel primo tempo, il VAR non lo va a vedere, ma siamo sempre le solite: perché il VAR non interviene, perché non lo va a vedere, perché c'è questa regola fumosa di chiaro evidente errore, perché nel primo tempo non è stato ammonito
Nangolan, si è continuata l'azione, ma devi andare a Moline come fatto nelle partite precedenti a noi al Napoli, Dai. perché dei falli su Insigne che l'hai fatto nervosire. Io l'avrei tolto perché Insigne oggi ha litigato con se stesso, col pallone, con le gambe. Quando tu non stai bene rischi a un certo punto di sbagliare passaggi, anche di farti male, perché i muscoli non reagiscono bene, ma la tua testa sa che invece quei colpi ce li hai, quei movimenti ce li hai. Ma il ragazzo veramente in questi 2 mesi ha dato tutto, quindi non criminalizziamo Gattuso, nemmeno Insigne, perché questi sono esseri umani, non dei robot. Però ci sono delle situazioni strane. Il gol annullato Osimhen è imbarazzante. E non lo dico da tifoso, lo dico da chi ha giocato a pallone, ha visto a pallone, e da chi ha sentito. Noi avevamo Vinicio che ha detto Ulione, cioè lì Vinicio li dovevi sterminare la famiglia per farlo cadere a terra. Ecco, questi giocatori che appena sentono il soffio, l'ho scritto in un articolo molto serio, mi sono concesso un unico tocco ironico sul fatto di Dybala che quando sente una corrente fredda cade a terra. Ecco, questa poi lo paghiamo, e lo dico da sportivo, assolutamente non insultando, non umiliando né mortificando gli amici romani, poi lo paghiamo in campo europeo, perché il Manchester ne poteva fare anche di più. L'intensità con cui si gioca all'estero è 2 universi superiori al nostro, ma è un fatto di approccio sportivo degli allenatori che a un certo punto ha detto tu la partita la porti a casa come l'ha portata a casa oggi il Cagliari, con delle mischie al centrocampo, centro area, con lancio lungo, prendendoti la posizione, però poi se andiamo a fare le partite all'estero, ne becchiamo 6 in semifinale, veniamo eliminati agli ottavi di finale. Servirebbe una svolta, diciamo, proprio sportiva dal basso, ma la domanda finale, chi la deve fare questa svolta? E per ora mi fermerò. Mi fa piacere che hai ricordato una cosa, quando dico che conta anche la società. Beh, Orsato ormai ha superato oltre 100 incontri che non arbitra più l'Inter. Ditemi se è normale che il miglior arbitro del mondo, non Valerio Fubito da New York, che insomma, è appena iniziato, non ha arbitrato Juventus, Inter Milan, Inter Napoli, cioè il miglior arbitro del mondo, perché così è il metodo Juve, come quando la Juve perse quella partita con quei 2 rigori che c'erano, non sul fallo del portiere, ma sulla trattenuta di maglia su Zalazzietta. Ecco, quell'arbitro non ha più arbitrato la Juve. Ho detto, questo è il metodo in Italia, è un metodo a me che non piace, e non è fantacalcio e non è piangerci addosso, anche perché diventa, e lo ripeto, imbarazzante oggi parlare di calcio, perché oltre il caso Suarez abbiamo avuto pure il caso arbitri che stanno portando all'attenzione tutto un modo di procedere di questo sistema che si era presentato con uno Stato col caminetto, col maglioncino bianco a parlare di trasparenza lì, e ci siamo già fermati quando abbiamo visto che le ragioni per cui degli addetti ai lavori non ideologici come me, ma idealisti semmai, chiedevano trasparenza, perché la trasparenza ti fa accettare gli errori che sono umani e non crea né alibi né sospetti. La trasparenza non c'è stata, non abbiamo mai capito come vengono fatte le valutazioni, in quanto tempo. Gli stessi arbitri che a volte bocciati non sapevano per quale ragione sono stati bocciati. Il problema c'è stato in questi anni, però non l'abbiamo risolto nemmeno quest'anno. Il Napoli è fuori dalla Champions perché l'unico pareggio che forse poteva fare l'ha già fatto. Io mi sono permesso di dirvi, non per secciare, a noi non ci regalerà nulla nessuno, né come squadra, è sbagliato incominciare a fare rivinciamo tutti, qua è facile, non è facile, né l'ambiente. Vedremo se poi quella famosa Juventus-Inter, io ho sbagliato, l'Inter asfalta la Juventus, io da sportivo dico vinca il migliore, poi vedremo cosa succede, vedremo che cosa succede. Però certo noi oggi con questo paraggio non ci siamo complicati la vita, ce la siamo rovinati la vita. Però lo sforzo, io ve lo dicevo, che abbiamo fatto in tutte queste domeniche, perché il Napoli ha affrontato tutti quegli scontri diretti, 4 su 6 partite, subito, mentre gli altri, Milan-Atalanta è una partita che molto probabilmente l'Atalanta sarà qualificata. Non è la stessa cosa che aver affrontato il Milan 2 mesi fa, come sforzo, detto. Quindi questi sforzi a livello fisico, psicologico, di energie nervose si pagano, soprattutto per una società che non ha, è una squadra che non ha questi campioni abituati
a reggere per tante settimane, lo vedemmo. Il Napoli perse lo scudetto non a Firenze, ma la partita con la Roma 2-4 nella famosa settimana tipo di Sarri, e la partita dopo la pareggiò col Milan in casa, sempre al San Paolo. È giusto ricordarle le cose. La partita con la Fiorentina è più un simbolo anche triste di quello che è successo fuori dal campo, eccetera. Però diciamo gli errori, il pareggio con l'Inter 0-0, il pareggio col Sassuolo, però ho detto noi subimmo il sorpasso con Napoli-Roma 2-4, dove, giusto per citarlo, facemmo il record di tutto il campionato dei tiri, dei tiri fuori e dentro lo specchio, per dirlo. A voi le domande. Allora, prima di tutto io ti ringrazio e chiedo agli amici bellini, anche non bellini, se gli scappa un like per un'analisi che è approfondita, che è anche, insomma, cioè, letteralmente obiettiva ed oggettiva, condita con memoria storica, perché è importante. Chi non ce l'ha una memoria ferrata come quella di Guido ha la possibilità di andarsele a rivedere le cose e andarsele a studiare e a ricordarsi. Questo per mettere in chiaro le cose. Mi trovo a condividere quello che Guido ha appena detto, e devo sottolineare, perché l'ho cominciato a fare, mi fa piacere che tu l'hai sottolineato anche dopo. Non è pensabile che Orsato non ha più ha arbitrato l'Inter, mai più, mentre Mazzoleni ce lo continuano a mandare. Il Napoli non dice mai niente, il Napoli entra in silenzio stampa, nessuno può mai contestare anche quello che succede a fine partita, perché adesso questo episodio ce lo dimentichiamo, ce lo ricordiamo qua, come ci dimentichiamo tutti gli episodi che sono successi anche durante le vittorie, perché ne sono successi anche durante le vittorie. Quindi quando purtroppo molta della positività e dell'ottimismo che c'è stato in settimana, non guardiamo nessuno, le vinciamo tutte, e io ho dovuto spiegare, non per seccia, non perché il calcio è così, vincerle tutte dopo uno sforzo che hai fatto, perché ho detto questa è la più importante, perché siamo arrivati dopo lo sforzo, sei riuscito a agguantare un terzo posto fasullo, ed è lì che hai fatto lo sforzo massimo e capita la partita storta dove il 2-0 lo fai pure e non te lo fanno fare, e poi arriva la siringa finale. Andiamo a leggere un pochino di... Vabbè, scusa, Valerio, giusto per dirlo, Sì. per far capire i tifosi, perché poi è molto utile poi graficamente mettersi le cose, domande a raffica. Cioè la Lazio è riuscita a vincere con grande sforzo 6 partite di seguito, no? L'Atalanta si è fermata quest'anno a 5 di seguito, togli l'Inter l'11 di seguito, no? Quindi vincere 5 partite di seguito, 6 partite di seguito, è il record della Lazio di quest'anno, dell'Atalanta di quest'anno. Cioè, il Milan, che ha fatto un girone di andata da 43 punti, ne ha vinte 4 di seguito, 3 di seguito, non è andata mai a 5 di seguito, e parliamo della squadra che è stata campione d'inverno, no? Quindi te lo dice non Guido, te lo dice il campionato. Uno poi lo deve studiare il campionato. Il campionato che ti sta dicendo quante squadre hanno vinto 7 partite di seguito, una l'Inter, ma sta vincendo il campionato. Ok. Buonasera Guido, se la considerazione sul Napoli che non sia una squadra di così grandi campioni, alla fine dobbiamo ridurci al fatto di entrare in Champions solo per sentire magari l'urlo del Maradona. No, noi innanzitutto dovremmo pretendere, e io lo dico pretendere, che il calcio in genere sia uno sport onesto, prima ancora dell'urlo del Maradona. Rimanendo invece diciamo, alla squadra del cuore, che i giocatori siano dei professionisti esemplari. Poi ci sono dei giocatori che lasciano di più il segno, che sentono di più la loro esperienza proprio di parentesi di vita al Napoli, perché ormai le squadre hanno l'80-90% di stranieri, quindi non possiamo pretendere non solo che si sentono napoletani, è giusto dirlo, ma che poi vivano tutta la vita al Napoli, anche se noi storicamente abbiamo avuto dei campioni che poi addirittura hanno fatto una scelta di vita e sono rimasti a vivere a Napoli. L'urlo, dirò una cosa antipatica, non mi ha mai fatto impazzire, perché non vi offendete, a parte mi sembra una cafonata.
io ero presente a Napoli-Juventus 3-0 della Coppa UEFA, anche se ero molto giovane. E una cosa che dissi Valerio in privato fu talmente tremendo, a parte che il San Paolo all'epoca non aveva i posti a sedere, avevamo ancora le panchine bellissime, in granito, era una cosa fantastica, stavi seduto cioè all'impiedi con i gomiti nello stomaco perché entrava un adulto e un bambino, un adulto e un bambino. Io non sentivo il mio corpo e non sentivo, era una sensazione strana, era talmente forte, assordante il tifo, ma durante tutta la partita, che era una situazione straniante. Quindi l'urlo sì è bene, ma mi sembra ormai un atto di vanità, che poi bisogna scappare i ferri, tutte quelle luci che c'è, e poi durante la partita si sta per molto tratti zitti, perché il San Paolo non è più caloroso come un tempo. Quindi sì, questo ruggito mi è sembrato più una cartolina Valtour che poi... E invece il tifo degli anni passati l'ha raccontato Di Francesco, purtroppo per il compleanno di Maradona, poi subito dopo è successo quello che è successo, però lui disse quando si tifava il San Paolo noi non ci volevamo giocare perché tremava la panchina, perché all'epoca la panchina non era interrata per permettere di avere una visuale migliore, erano normali panchine prefabbricate messe sul terreno di gioco, ed era veramente assordante, nonostante ci fosse anche all'epoca, non è mai stata tolta la pista di atletica. Quindi è una cosa brutta che vi dico, comunque il tifo si è molto 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 raffreddato, ma in tante partite era assordante. Quando l'Audrup segna l'1-0 effettivamente non si sentiva nulla, quello non sentì il fischio dell'arbitro, ma perché veramente tu non... È difficile da spiegarvelo, io non riuscivo a sentire il mio corpo perché è come quasi nei film quando tu ti estranei da te stesso, perché era una bolgia. Vabbè, Quindi, Carlo fa bene, secondo me. Ha scommesso sulla vittoria della Juve, almeno ci guadagno e mi allevo l'intossicamento. Secondo me questo bisogna farlo sempre, amico mio, perché in questo momento l'Udinese è in vantaggio. Sappiamo benissimo che possono ribaltarla in qualsiasi maniera. In un momento almeno ti fai una cosa e sordo, e quindi ci siamo. Mi dispiace dirlo, ma sull'ultimo cross del Cagliari Ciro poteva pressare l'avversario invece di trotterellare e guardarlo calciare. Vi prego, rivedetevelo. Io me lo rivedrò, non so se Guido ricorda l'episodio sì, ma ve nello l'ho detto, specifico. non vedete il singolo. Napoli ha incominciato a soffrire. Io, sinceramente, Gattuso ha ritardato troppo i cambi, doveva fare un doppio cambio quando si è fatto male Osimhen, perché perdere un cambio è peccato. Fare Lo entrare delle so. persone all'82esimo non ha senso con questa fisicità del... Cioè, il calcio è importante, per dirvi una cosa, no? Scusate, voglio essere scientifico, ma sia poi dice qualcuno. Oggi il Napoli ha fatto la peggior prestazione in chilometri del campionato, solo 106. La partita precedente 116, 106. Non era mai scesa sotto i 107. Raramente appunto sotto i 110. Il Cagliari ha fatto quasi 110 km, ha corso di più di noi e ha corso più velocemente, 6,6 contro 6,9. Eccetera. Quindi è chiaro, l'episodio singolo conta, ma tu devi vedere sempre l'azione prima, l'azione prima, l'azione prima, l'azione prima. Infatti nel calcio è molto importante avere più 20 minuti di intensità continua in attacco piuttosto che 5-6 azioni nel corso dei 90 minuti. Detto, noi si è visto che stavamo soffrendo, ma stavamo soffrendo proprio come nel basket, quando tu non prendi il rimbalzo e concedi un secondo tiro, quello lo sbaglia di nuovo e concedi un terzo tiro, perché siamo calati parecchio, perché Insigne non ce ne aveva, Fabian Ruiz ha fatto più di minuti che doveva fare, ma lì davanti non è cattiveria, non è scarso, eccetera. Poi Mertens è entrato pure bene, perché bisogna dire che ha fatto 2 o 3 alleggerimenti in attacco, però non è salito nessuno. L'attacco del Napoli è scomparso, era lui e non saliva più la squadra. Buonasera Guido, domanda veloce. Gara chiave tra le prossime 4, Spezia? Ma premesso che tu devi andare, non sarà facile a vincere. La prima gara chiave già con l'Udinese, che ci ha fatto sempre fegato. Purtroppo i colleghi miei che hanno detto Napoli ormai il campionato facile, non ha scontri diretti. Io invece avrei preferito il contrario, prima questi scontri e dopo gli scontri diretti, dove sono tutte squadre che storicamente, anche quando non devono chiedere nulla al campionato, tirano una fregatura. Quindi con l'Udinese, ricordatevi con Mazzarri,
Ricordatevi col maestro Sarri, con l'Udinese, con Higuain espulso per 4 giornate, 3 giornate, poi ridotti a 3. La Fiorentina ha perso 6-0 in casa quest'anno, quindi la società e i tifosi chiederanno un riscatto, forse peraltro per vendicare sportivamente il 6-0, quindi sono tutte insidiose. Anche col Verona, che dice il Verona ha smesso di giocare ignobilmente da 2 mesi, tanto a 41 punti, visto che poi Gattuso out, quanti punti ha fatto il Verona in giro d'Italia? 12, ha fatto insomma 9 il Benevento, solo che aveva 30 punti il girone d'andata. Quindi sono tutte insidiose. Premesso che devi andare a vincere, non è mai scontato in Serie A, avete visto oggi con lo Spezia, già la prima gara insidiosa è con l'Udinese. Chiarissimo. Allora, volevo rispondere anche a Bepi, siamo già retrocessi, chiedo per un amico. Bepi, non è che siamo retrocessi, il campionato è quello che è, però avevamo Bepi, un obiettivo che si allontana. alziamo il livello della conversazione, cioè queste battute facciamole fare nelle trasmissioni televisive, queste cose qui, alziamo il livello, cerchiamo di capire le ragioni tecniche, sportive, dove si può migliorare. Si allontana l'obiettivo, ragazzi, è evidente. Stiamo lì, eravamo lì, continuiamo a stare lì, punto a punto, si decide su episodi, si decide su equilibri, e io ho cercato fino alla fine, capito, di mantenerla su un piano che sia solamente sportivo, e quindi vi dico che è difficile vincere tutte le partite, solamente anche a livello sportivo, anche nel campionato inglese, dove magari ci sono dei equilibri diversi, e se fai un bel campionato, il Leicester sta arrivando terzo, insomma, bene. Sì. Allora, no, Valerio, per far capire a Bepi, no, perché io per stima per Valerio dobbiamo molto alzare il livello della conversazione. Osimhen lo possiamo allenare tecnicamente, ha la voglia, il coraggio, l'intelligenza, la pazienza, la volontà di migliorare? Se sì, poi diventa solo un fatto di tecnica. Io vi racconto un fatto personale. Sono sceso a spostare la macchina, non tocco un pallone forse dai 19 anni. Stavano dei ragazzini, ma veramente non tocco un pallone da 19 anni purtroppo. Poi ho giocato a base. E c'era un parcheggiatore abusivo, mi è finito il pallone, e lui ha detto, ma dottore, ma lei giocatore di pallone? Cioè, e mi sono messo a giocare con questi ragazzini per forza da fermo, anche se sono passati quasi 30 anni che non gioco a pallone, più quasi. Il piede ti rimane, poi però non è quello, perché poi quando tu devi battere la punizione con uno stadio avversario all'ultimo minuto e puoi pareggiare la partita o vincerla, non è la stessa cosa che farli in allenamento, no? Lì diventa la testa, la freddezza, cioè ci sono dei giocatori che comunque, nonostante si mettevano gli allenatori, li allenavano nei tiri liberi, poi erano un disastro, no? Anche Oscar, che ha terminato la carriera con il 90% ai libri, ne sbagliò un 1 contro 1 con Scavolini Pesaro, che mi costò la semifinale, e Oscar non li sbagliava mai. In stagione aveva il 91%, ma non il 91% su 10 tiri liberi, è quello che in Serie A ne tirava 4 volte il secondo, eccetera. Però era freddo, cioè, poi alla fine devi essere. Quindi, prima domanda, Osimhen è migliorabile da questo punto di vista? Perché lo dobbiamo migliorare. Osimhen è un'ira di Dio in velocità, però non vede la porta. Cioè, oggi lui, Osimhen, ha avuto più di un'occasione. Se fosse stato il Butragueño, una palla ebbe Butragueño al San Paolo con Real Madrid, boom, angolo, quello che non ha fatto col Torino, tipo Osimhen. Ecco. Poi bisogna vedere se caratterialmente, se la concentrazione, se il sangue freddo ti permette, perché poi gli attaccanti devono avere il sangue freddo. Sono queste le cose che noi dobbiamo capire e chiederci. Detto, dove si può migliorare? Politano, possiamo farlo migliorare sull'altro piede, il piede debole, in modo tale che non entra solo all'interno del campo cercando il tiro, che a lui piace molto, ma può entrare anche all'esterno del campo per crossare, perché quando tu alla fine fai quell'azione, metti fuori gioco tutti i compagni, se tu ti decentri e giri, se tu sei a 3 e Politano se ne va solo al tiro, hai messo fuori causa i due compagni. Se tu vai e crossi, puoi mettere in gioco 2 compagni su 3. È chiaro che a un certo punto ti devi prendere nel calcio la responsabilità di tirare, a volte tu senti che ce l'hai, no? E fece un gol col Granata, anche deviato, fortunato. Però una delle domande che ci dobbiamo fare, Politano è un giocatore su cui investire
Tecnicamente durante la settimana per vederlo migliorare? Sì, secondo me, perché ho detto Osimhen che è guaglione ed è pieno di entusiasmo, si lamenta, sbatte là, va vestito perché Osimhen oggi poteva essere mortifero, però non è sfortuna, il ragazzo è grezzo, che non è bocciatura, siamo in Serie B, però è anche la verità, il ragazzo ha avuto delle occasioni che si è procurato da solo, perché oggi lui a un certo punto ha fatto reparto da solo come faceva Battistuta, però Battistuta la vedeva la porta. Per Guido, come possiamo colmare il gap fisico-atletico di differenza che c'è tra noi e le top europee? Perché tecnicamente Bravissimo, non vedo questa questo netta è il superiorità. livello di conversazione che dobbiamo fare. Allora, chiaramente i metodi più facili è quando tu acquisti dei Marcantoni, cioè. L'altro metodo è che tu te lo costruisci. Se non fai il metodo Juve, ci vuole molto tempo per mettere massa muscolare. Vedete gli anni di Hamsik come è cresciuto e vedete come muscolarmente, pur non essendo mai diventato un bestione come Vialli, però la sua muscolatura si robustì nel corso degli anni. E un anno, quando De Laurentiis si arrabbiò per il caso Raiola, non ho mai capito come si dice, lui disse, però noi sul ragazzo abbiamo investito tanto. Investire tanto significa che sul ragazzo settimanalmente, tra il lavoro sul campo, il lavoro tattico, allenatore e il lavoro in palestra, il Napoli ha speso delle energie, dei soldi, anche un preparatore. E Hamsik si è irrobustito. È chiaro che se tu lavori, diciamo, in maniera seria e costante, hai bisogno di alcuni anni. E qui mi fermo. E quindi acquistando giocatori oppure valutando, io l'ho detto a Valerio Meret, ma Meret oggi ha fatto un partitone, perché comunque ha tolto 2 gol dalla porta, pur essendo chiamato molto poco in causa, no? È più difficile per un portiere non avere continuità, avere quel tiro a freddo anche dentro l'area piccola, perché erano gol, noi continuiamo a subire gol dall'area piccola e il reframe di tutto il campionato, chiusa parentesi. Meret ha bisogno di un 5, non troppo, perché sennò rischia di perdere agilità, però di un 5 kg, che però, dato che è giovane, può mettere 1 chilo all'anno, non c'è nemmeno questa fretta. A me interessa che fra 5 anni Meret abbia una struttura diversa. È diverso quello che hai detto tu, è giusto, a centrocampo, perché oggi Insigne un paio di falli l'ha subiti, ma un paio di volte Insigne nel contrasto 1 contro 1 ha avuto la peggio, non perché Insigne è out, Insigne è scarso o è svogliato o non avevamo gli occhi della tigre, è che probabilmente qualcuno di voi non ha mai giocato a pallone ad alti livelli e il fisico, il contatto fisico addosso, i giocatori te lo fanno sentire, soprattutto quando hanno, nel caso di oggi, mezzi tecnici inferiori a quelli di Insigne, perché io a questo punto mi gioco le mie armi quali sono? Che non ho quella classe per metterti il pallone dove voglio, però ho il muscolo femorale che quando incoccia il tuo, tu lo senti. E l'ha sentito anche Osimhen in moltissimi passaggi. L'ha sentito anche Osimhen, che mazzo. Quindi, e di nuovo, vedete, serve una società che faccia una programmazione anche fisica di lavoro settimanale. Ma si può fare, e si può fare perché si deve fare, perché come hai detto benissimo tu, non solo lo paghiamo in Italia, quindi la partita oggi noi l'abbiamo persa fisicamente, non certo perché eravamo svogliati, la voglia di vincere, ho letto cose che non mi piacciono. Il Napoli ha fatto una partita ordinata, non ha fatto una partita disordinata come lo Spezia, che per me non è vero che meritavamo di vincere. Però ci sono gli avversari e gli avversari fanno valere le loro qualità. E più il Cagliari non è una squadra da penultimo, terzultimo posto, è una squadra che si è trovata per Di Francesco, è una squadra da 12°, 11°, 13° posto. Allora, ringrazio e saluto Caputo Francesco che dice da Juventino tranquillo che la Juventus è fallita. Vabbè, tu ovviamente fai la cosa opposta, ti ringrazio per la donazione. La questione non è così semplice e l'abbiamo analizzata, ma ho visto che tu sei entrato anche dopo, quindi non ritorniamo, non, come si dice, ripetiamoci. E voglio salutare anche Falco, che tra l'altro ho visto che aveva donato prima su PayPal ma non mi è comparso, quindi grazie Rita, a prescindere. Mi pare che non mi è comparso o me la sono persa al volo, quindi grazie Rita sempre. Allora, vediamo un pochino. Di solito quando cresci e fai lo sportivo la crescita è conseguenziale, la muscolatura nel gioco insieme
non è decisiva, è il ritmo a fare la differenza. Ma io qua, Steve, ti dico anche una cosa: per me Insigne è uno che è piccolino, però ha sempre avuto una grande resistenza. Cioè ha avuto sempre una corsa continua durante tutta la gara, non viene mai meno alla fine. Secondo me oggi la mia cosa, lui si è innervosito tantissimo quando sono venuti Però, a mancare, fammi finire Guido, quando sì, sono sicuro. venuti a mancare le decisioni arbitrali, per me è un'intuizione mia, secondo me Insigne si è innervosito, ha sbagliato un paio di tiri dove l'ha tirata in bocca al portiere piano e ha cominciato ad innervosirsi progressivamente e quindi chiedeva dei falli, delle cose anche quando non c'erano, e secondo me ha sofferto psicologicamente e dico fragili mentalmente, ma non per autocitarmi. Vai Guido. No, scusa che no, perfettamente d'accordo, l'hai visto bene, tra l'altro si è sentito uno sbotto, non so se l'avete sentito con i microfoni, si è innervosito tanto, non poco, e io temevo il secondo giallo, si è innervosito e ha incominciato, come ho detto, a litigare col pallone, non per mancanza di qualità. E lì sia un giocatore, se il giocatore non capisce deve essere bravo l'allenatore, che a un certo punto certe partite io infatti avrei messo Petagna Mertens, Petagna per Osimhen e Mertens per se proprio volevi togliere Zelinski per Zelinski perché era stanco. Quello che volevo dire sull'intervento dell'amico sì, vabbè, ma all'estero quel gol non stiamo manco a parlarne. E che no, non è così, amico. Cioè, vedi gli scudetti del passato, quando vedi i giocatori mezzi nudi negli spogliatoi, oggi quel giocatore non gioca manco in Serie C. Vedi Ibrahimovic che sta per fare 40 anni, c'ha muscoli pure dietro la schiena, ha detto la preparazione fisica, ma tra l'altro mi permetto di dire, dalle chiacchierate private con Valerio lo sa, io ho fatto vari corsi di medicina dello sport per cultura personale. Ho giocato, mi sono allenato con dei giocatori dell'NBA amichevolmente, cioè, è cambiato totalmente tutto. Adesso se non hai una struttura fisica, anzi è importante, non vai da nessuna parte. Il punto è questo, che a volte c'è qualcuno un po' più nostalgico, soprattutto nel calcio, dice fanno fuori dei ragazzi di talento perché non hanno le spalle latte, si dà troppa importanza già alla struttura fisica. Quindi se vedi spogliati qualunque giocatore, cioè Paliferro per di Bruscolotti, che era lo sportivo del Napoli, perché Paliferro? Perché se ne andavi a sbattere eri tu che ci rimettevi, non spostavi manco con le montagne, perché era la roccia Paliferro. Se lo vedi nudo nello spogliatoio dello scudetto, cioè dici sembra un binghellino. È vero. E quindi raga, guardate i giocatori quando sono impressionanti, ma soprattutto, ma non voglio lasciare messaggi equivoci, perché provate a toccarli. Se voi toccate le gambe di un calciatore professionista di Serie A, sono come le statue di marmo dell'antica Grecia. Non sono i muscoli che avete voi, e vi assicuro. Perciò ho detto, poi bisogna, in questo caso veramente toccarlo su mano, sono impressionanti. Non a caso quando loro si fanno quegli infortuni 2 mesi, per te quell'infortunio serve 1 anno e mezzo per riprenderti. Cioè, adesso la preparazione fisica, la loro muscolatura, se no la Juve quegli anni non avrebbe fatto quelle cose, perché è stata la prima, no, a introdurre un sistema puntini, un sistema che conosco bene perché mio fratello è stato uno di quelli che ha fatto i trattati nel diritto penale del caso del doping, proprio doping, non il doping amministrativo. La preparazione fisica oggi è fondamentale, cioè devi avere forza e poi ovviamente a parità di forza vince chi ha più classe, però tutto bene, però Battistuta a 22 anni non era ancora Battistuta. Osimhen sprizza migliorabilità da tutti i pori. Ricordiamoci che la sua media gol è ottima. È vero, la media gol è quello che ha detto. È vero, Francesco, quello che abbiamo detto noi, che abbiamo mai detto il bidone, bocciamolo, eccetera. Abbiamo detto un giocatore grezzo e dobbiamo investire del tempo durante la settimana, e se lo investiamo bene, il ragazzo ha voglia di imparare.
concentrazione calcistica, poi quei risultati li vedrai sul campo la domenica. Io dico domenica per intendere la partita, diciamo quella ufficiale, che può essere sabato e mercoledì. Però secondo me né io l'ho visto Valerio anche un pochino più calmo, perché le sue reazioni dei contrasti di solito erano sempre allo scontro sia con il difensore sia con l'arbitro. Adesso l'ho visto un pochino forse più abituato a questa cosa qua. Ragazzi, ma poi veramente serve una continuità di partite. Il male che ha avuto Osimhen è che nel momento in cui stava per avere un po' di continuità si è dovuto fermare per lungo tempo. È come se avesse dovuto ricominciare da capo, anche ad abituarsi ai contrasti, al fatto che i difensori lo maltratteranno, perché è l'unico modo che hanno per fermarlo, perché se ti scappa Osimhen, e se ne sono resi conto, non lo recuperi più, quindi ti devono fermare prima, ti devono dare quel calcetto sulla gamba prima che tu possa far partire lo scatto. Quindi ovviamente è un percorso che deve fare e aspettiamo tranquillamente, non c'è problema. Io credo che l'arbitro a fine partita debba essere intervistato per spiegare i falli più importanti. Comunque secondo me sul gol di Osimhen non c'è troppo da riflettere, non c'è nessuna spinta. Ma perfettamente d'accordo, Nico 04, è la, diciamo, linea di condotta che stiamo portando avanti, dico io e Valerio, io perché da prima che contrasti Valerio, trasparenza, aiuterebbe il calcio, i tifosi, e a questo punto io comincio ad avere anche il sospetto che non interessa a nessuno, perché la trasparenza farebbe fuori tante trasmissioni farlocche dove poi alla fine si vomitano insulti, si alimentano animi sbagliati. Invece molto serenamente tu spieghi il regolamento, spieghi anche se c'è stato un errore, se è stato coperto, e poi c'è il VAR che può aiutarti. Quindi trasparenza. Ovviamente qua, Ecco, questa è una bella domanda, perché si è detto, lì ti accorgi quando ci sono tifosi, non più giornalisti. Ragioniamoci una volta a mente fredda, perché una delle cose che è stata detta è che non è vero che c'era il famoso audio di Orsato, non è vero che è sparito, è stato cancellato, eccetera. È come se noi ammettessimo, la domanda mi ha fatto sorridere, quindi quando le domande a volte ti danno spunti interessanti, che un arbitro è un arbitro al VAR e già conosca la partita e quindi già lui sa quello che sarà importante registrare o meno. Rendetevi conto a volte di che bestialità vengono dette in televisione. Noi come facciamo a sapere, mamma mia, se al minuto vabbè, proprio è una giornata di rumori. Allora, no, voglio ringraziare, ti fermo un attimo, voglio ringraziare Tore che mi ha chiesto di leggere la domanda di Davide Alborino che non avevo visto. Perché fare disinformazione sul fisico? In 6 mesi puoi passare da 70 a 80 kg se hai la giusta preparazione, loro la possono avere. Allora, la disinformazione. Innanzitutto noi abbiamo fatto una misura precisa. Considera che ci sono 2 considerazioni da fare. La prima, che quando parliamo di preparazione come i culturisti antisport, prepariamo una persona nel mentre sta svolgendo la sua attività professionistica, il che significa che comunque lui ha bisogno, oltre di recuperare, di allenamenti, perché se io devo fare il concorso di Mister Olimpia ho tutta una tabella ma se io il mercoledì incontro il Real Madrid, poi la domenica incontro il Milan, non è facilissimo mettere in 6 mesi 10 kg di massa muscolare, perché tu dopo una partita mediamente i giocatori corrono dai 9 ai 12 chilometri ad alta intensità, con scatti, tutto si può fare. Però stranamente molti non riescono, ho detto questo ancora ce lo dicono i numeri, e molti, non parliamo di una squadra, di decine e decine di squadre in giro per l'Europa, e pochi riescono in meno tempo. Ci sono tante sostanze adesso che ti aiutano, più o meno lecite. Ricordiamoci che quando la Juve non ebbe determinate sanzioni perché non c'erano delle norme, oppure c'erano dei limiti, dice, il famoso emacropico che restava entro certi limiti che erano come mattoni. È un po' come l'alcol test, un po' una cretinata, perché per rispondere definitivamente all'amico Bellino, poi non tutti i fisici sono uguali, ci sono delle persone che hanno più predisposizione, ci sono delle persone che ci mettono più tempo, quindi non siamo delle macchine, no? Tutto si può fare. 10 kg in 6 mesi non è facilissimo.
dipende, se tu li fai a cavallo dell'estate è un discorso, ma loro hanno anche per legge un mese di vacanza. Se lo fai durante l'anno è un po' difficile. D'altronde basta vedere nel corso proprio degli anni i filmati dei vari giocatori, non solo del Napoli, e vedete come piano piano crescono e non hanno questa crescita in 6 mesi. E sono tutti scemi, amico Bellino, sono tutti scemi. Ringrazio Fabio per il supporto alla donazione. Con Mazzoleni succede sempre qualcosa. Questa voce Mazzarri, non ho capito se intendi, non credo che tu ti riferisca forse a Pechino. Ah, vabbè, sì, sotto quel punto di vista non c'è dubbio. Do voce di risposta. Io studio fisioterapia e mi rivolgevo allo sport. Tu hai detto ci vogliono anni, non è vero. Con la dieta e il loro ritmo fisico i muscoli crescono e rispondono subito. Vabbè, penso che hai già risposto, Guido. Io non ho detto 10 anni, ho detto che ci vuole tempo, così, ma 10 kg in 6 mesi sono tanti, Detto, no, ma poi correndo, oggi poi è stata la giornata, le abbiamo viste le immagini di Fabian stremato, di Zielinski a terra che non riuscivano più a respirare. È quello che dicevo. Oggi era una giornata calda. In più devi vedere anche se tu a questo così dai qualcosa e non appesantisci il fisico. Comunque è un discorso che si fa concordamento con il fisioterapista, non fisioterapista, il preparatore atletico, con l'allenatore, con il giocatore, perché un giocatore può dire: mister, io ho bisogno, proprio perché mi sto rendendo in Serie A, sono leggerino, no? Ho bisogno di mettere, e ci fanno delle tabelle. Poi non sono io che stabilisco, abbiamo deciso che Osimhen deve mettere 5 kg entro il 3 settembre, per dire. Io non ti ho dato dati, amico Bellino, ho detto che comunque ci vuole del tempo, che il fisico reagisce a ogni fisico in maniera diversa, perché io sono ormai alto 1,89 m, quando facevo palestra, per mettere io un chilo, cioè ne volevo un casino della Madonna, perché metti un chilo a una persona di 1,89 m e quelli bassini subito si gonfiavano. Vabbè, usciamo da questa cosa muscolare, sì. Che anche ringrazio Francesco, la massa nel calcio è deleteria, ma io mi annoio sinceramente a parlare solamente di no, muscolatura. perché poi, attenzione, quello che conta adesso, che è la chiave invece, diciamo, la cosa più importante, di lettura di Ancelotti è quello che prima dicevo io sul fatto di Osimhen, per esempio di Politano, determinati allenamenti specifici, non solo fisici, ma proprio tecnici. Per chiudere veramente, e voglio salutare Alessio Sica, che è un amico che ha giocato e quindi è uno di quelli che è arrivato anche a certi livelli. C'è una bella differenza tra un atleta aerobico e un culturista. 10 kg in 6 mesi per un calciatore è impossibile senza aiutini. Oltretutto potrebbe essere deleterio, cioè nel senso che non sono muscoli organici che ti aiutano poi a performare meglio. Guarda, è molto complesso, usciamole, perché proprio a dicembre ho fatto 2 corsi proprio sulle 2 diverse scuole di pensiero, tra quella aerobica e anaerobica, e mi sono reso conto di quanto ero indietro, quanto ero ignorante, perché sono cambiate tantissime cose. Se poi ti mando in privato dei grafici, ma sono grafici matematici, cose pazzesche, Valerio, c'è da uscire pazzo, cioè adesso ti devi prendere una laurea in fisica per fare certi studi. Non ce ne riusciamo a uscire perché Francesco Fucci, la Barcellona azzurra, scusate, faccio il personal trainer da 25 anni, mettere 10 kg di massa muscolare in 6 mesi è impossibile, tranne che con sostanze sospette, e va proprio lui. E questa arancione resta per tutta la vita qua. Chiudiamola qui, parliamo di altre domande. Grazie mille Francesco. Allora, vediamo un pochino. Io ho fatto il terzino, ma Bernardeschi ce l'avete presente? Allora piace questo argomento. È diventato Hulk, c'è solo un modo per dimostrarne, nessuno rammenta Vialli alla Juve. Io ti posso dire Torricelli, non Vialli. Torricelli diventò Hulk proprio. Diventò Hulk. L'Ajax ce l'hanno ancora segnata quella partita. Allora, vediamo se Internos ci riporta un piano di calcio, che poi è comunque calcio, abbiamo parlato di fisico. Ad oggi siamo ancora in gioco, però in generale che timori avete riguardo arbitraggi, possibili biscottini e la conseguenza fragilità mentale accennata da Valerio? Ti anticipo e ti dico quello che temo io. Io temo che lo sforzo fatto fino adesso, mortificato da questa che è un pareggio che ci dà un punto, ma potrebbe essere vista, insomma, subito come una sconfitta,
ho la paura che se non fai subito 4-0 con lo Spezia, grande risultato, ricomincia il mormorio e i ragazzi che comunque io la fragilità mentale l'ho detta in tempi non sospetti e purtroppo quello significa la fragilità mentale, non è che significa che non sei continuo poi nelle prestazioni che ti portano a vincere, perché tecnicamente questi giocatori sono tutti medio alti, è chiaro, la differenza tra uno che è medio Zielinski per me ha la tecnica che ha un De Bruyne, se vogliamo prenderlo tecnicamente, ma De Bruyne lo fa per sempre, Zielinski ogni tanto si prende una pausa, questo è la cosa mentale. Vai Guido. No, Benitez lo spiego molto bene in quell'articolo dicendo proprio che ci sono dei giocatori che sono molto più abituati a avere questa concentrazione, questi rendimenti tutte le settimane, 3 volte a settimana, non c'era nessuno. Sugli arbitraggi è una annosa questione nostra e io ti dico che quando il Napoli ha vinto il primo scudetto, contrariamente a quello che si pensa, ma è una mia idea, però poi da una chiacchierata confidenziale con chi era dentro mi è stata confermata. Secondo me il Napoli non ha vinto lo scudetto quando vinse 1-3 a Torino e non l'ha neanche, diciamo, certificato quando vinse a Torino 1-0 con gol di Bruno Giornato. Il Napoli vinse lo scudetto a Firenze perché Napoli subì la prima sconfitta del campionato, anche bruciante, 1-3, con un arbitraggio a dir poco discutibile. Napoli non fu manco perfettamente in palla, però Maradona se la riprese da solo la partita, fece 2-2, ancora dobbiamo capire per quale ragione fu annullato il 2-2, e sull'azione conseguente Garella se ne andò al centrocampo e prendemmo un gol umiliante da centrocampo, 1-3, cioè 3-1, scusa, per la Fiorentina. Maradona andò in TV ed era un altro mondo, molto più ingessato, anche molto educato, dobbiamo dire, con gente tutta preparata che faceva il giornalismo sportivo. E scandalizzando un po' tutti disse: oggi ho capito che noi per vincere dobbiamo vincere contro tutti. Il giornalista fiorentino fece un po' lo Gnorri, ha detto: Diego, ma è normale, devi vincere con l'Inter, con la Juve? No, noi dobbiamo vincere contro tutti. Ecco, se io fossi allenatore del Napoli, una sola cosa scriverei nello spogliatoio o al San Paolo: noi dobbiamo vincere contro tutti. Il Napoli non è obbligato a vincere nulla, non è obbligato a vincere scudetti, Champions, andare in Europa League, in Champions League, ma se vuole vincere le partite, quindi se tu entri, una volta che tu entri in campo, che sia il San Paolo, un giorno vi spiegherò perché continuerò a chiamarlo San Paolo, non è un errore, o un campo di una squadra, un Crotone, la Juve, l'Inter, deve entrare sapendo che deve vincere contro tutti. Quindi il contraccolpo c'è, ma per esempio amico Bellino, sempre per dire che poi i numeri non sono tutti, ma ti fanno capire, quella partita di Firenze, no? E io non sono d'accordo con tutto come è stato analizzato. Il Napoli quell'anno, come dissi, fece 548 tiri, cioè 14,5 a media e 8 di media in porta, e ne subì 269, 7 in media, 3,5 in media in porta, con una velocità media di azione di 111 km,2 a 6,9. Quella partita il Napoli fece 4 tiri rispetto ai 14. È inutile dirvi che fu la peggiore prestazione non di quel campionato, di tutta l'epoca sarriana. 2 soli tiri in porta. Sapete quanti ne subì? 24. Una squadra che subiva 7 tiri a partita, di cui 3,5 in porta, subì 24 tiri. La gara ovviamente fu corsa col chilometraggio più basso di 100 km rispetto a 111 e la media più bassa di intensità, e fece più falli di tutto. Il Napoli quel campionato lo chiuse con 8 falli a partita di media, ne fece 9, che fu il record, comunque pochi, e 5 ammonizioni. Cioè noi la pressione arbitrale e i torti la subiamo da sempre, e se poi ti vai a studiare quello che successe dopo, perché non è che fu molto peggio degli altri partiti o scandalo, fu 4 volte peggio della peggiore partita fatta in quella stagione, perché subire 24 tiri quando la peggiore partita del Napoli era stata 10, solo una volta il Napoli aveva subito 10 partite,
Vi rendete conto di quanto fa? Quindi certo che fanno, e infatti vi andate a vedere storicamente quando si è subito qualcosa di importante, la reazione come è stata sempre molto negativa. Mi state mettendo nostalgia, ho cominciato a fare il conto delle vittorie a 2 punti, forse saremmo primi. Perché Purtroppo adesso considerando... vale 3 punti. Oggi mi dispiace perché a me sarebbe piaciuto che Gattuso chiudesse il campionato con 25 vittorie, forse farà 24, che pure sono tantissime. Sarri il primo anno ne fece 25, però vabbè, ci tiene aggiornati Bepi anche su quello che sta succedendo. Però Forse per rispondere, per credo che si rispondere riferisca all'amico all'Udinese. Bellino, lì serve all'Odi. No, manco l'allenatore, all'Odi che fa sentire la sua presenza, all'Odi che è in consiglio di Lega, in consiglio federale, come lo era Fellaino negli anni dello scudetto, all'Odi che si presenta a Castelvolturno, tranquillizza i ragazzi, vede che i ragazzi vedono che parla con Gattuso e i ragazzi sentono, vabbè, non subiremo, la società si è incacchiata, giustamente vuole tutelare il risultato del campo, eccetera. Ma invece chi va? Il figlio di De Laurentiis, Giuntoli out, lì serve all'Odi. E purtroppo noi anche l'anno del secondo scudetto abbiamo avuto Moggi, personaggio di quanto più distante ci possa essere dalla mia vita, però non era una piesopiuma. Quindi lì... No, ma... No, vabbè, sto prendendo, Guido, li prendo un pochino anche perché mi rendo conto che stanno scrivendo in tanti e non riesco a pigliare tutti i commenti perché giustamente così voglio anche dare un po' di soddisfazione. Caputo, non mi è uscita la cosa, ma il Caputo insiste, anche il Milan di Allegri doveva vincere contro tutti. E qua non fai altro che ricordare la tua stessa squadra che Buffon prese un pallone da dentro alla porta che grida ancora vendetta, amico Francesco, e quindi ti ringrazio sempre per la donazione, ma qui fai autogol da Juventino. Per bianconeri si intende l'Udinese, non c'è dubbio. E qua questa è una cosa anche simpatica. In matematica, se Bakayoko entra a fine partita prendiamo gol, se gioca titolare segna. Ovviamente questa è un po' una battuta, è un commento memorabellino perché Bakayoko non entra nell'azione specifica. A me è sembrato che se l'è perso un po' Yusai lì, Guido. Tu c'hai un'immagine però un comunque po' più... aveva contrastato un paio di volte a centrocampo. Oggi non è entrato né svogliato né molle in campo. Questa si può dire su Bakayoko. Secondo me doveva entrare prima. Sì, se lo perde Yusai, che poi aveva fatto pure una buona partita Yusai, confermando insomma uno stato di forma buono. Questa è una partita da vincere con la testa, visto che noi alla fine non ne avevamo più, dovevamo nascondere il pallone. Luca, io qua chiedo pure a Guido, c'è stato un momento in cui io nella mia reaction dico, dato che attaccavamo molto nel secondo tempo e ci siamo mangiati parecchie occasioni da gol, mi è sembrato che l'Udinese, scusami, che il Cagliari abbia aspettato, nonostante insomma, lo svantaggio, ci abbia aspettato, non si siano presi il pallone e attaccandoci molto, abbiano aspettato, resistito, il famoso saper soffrire per poi poter fare la bagarre finale. Guido, a me mi è venuto distinto di dire, ma non possiamo passarcela un pochino tra di noi e non rischiare? Allora, l'hai vista con attenzione e concordo. Allora, secondo me, chiaramente, questa è un'opinione personale di chi ha visto una partita e la può vedere in 1000 modi diversi. Cioè, oggi non c'è stato il Napoli braccetto del tennis, pauroso, eccetera. Dobbiamo valutare quanto energie psicofisiche sono state spese in questi 2 mesi, tante secondo me. Io mi preoccupavo perché ha visto tante partite, tante delusioni. Oggi il Napoli non ha fatto bene il primo tempo perché ha sprecato tante energie. È stato un primo tempo meno scintillante rispetto casomai Torino e altre partite, ma dovete valutare che il Cagliari è una squadra molto più forte di quello che dice la classifica e delle squadre che abbiamo affrontato come Crotone. Cioè, oggi era una partita che io sapevo, ho detto porti a casa 2-0, non 3-0, poi si può mettere benissimo. E anche nel secondo tempo, questi fino al 70° non ti hanno concesso campo.
come ha detto Valerio, sono stati detto, noi e nonostante questo oggi si sono visti dei grandi miglioramenti di Osimhen, perché quando il Napoli non ha campo, è una squadra molto bassa, ma quella Osimhen è sempre tagliato fuori. Invece molti momenti il Napoli è stato più veloce nel movimento della palla a due tocchi, quando rallentava, quando Di Lorenzo aspettava, poi la ripassava indietro, oppure Fabian, quando ha giocato a uno a due tocchi Fabian ha giocato bene, quando nonostante non era in formissima, quando porta più palla veniva fermato il fallo. Il Cagliari è stato attentissimo e quindi ha deciso di non scoprirsi, eppure si è scoperto perché comunque li è stanati, ma noi non siamo precisi sotto porta. E poi fisicamente si è giocato tutto. C'è il rammarico che forse facendo dei cambi al 70esimo, non all'82esimo, forse anche Insigne doveva essere sostituito Elmas al suo posto, non Elmas al posto di Zedischi, ma sono tanti se. Oggi il pareggio si spostava. Io preferivo il pareggio con la Fiorentina perché intanto avevi fatto 3 vittorie e poi la vediamo all'ultimo. Te lo devi prendere e adesso aspetta a Gattuso lavorare non ormai sul campo no, perché Napoli sta molto migliorando. Dobbiamo essere contenti della qualità del gioco degli ultimi 3 mesi. Cioè, se uno è sportivo. Scusami. Prego, no, vai. No, volevo ringraziare Paco che fa anche lui una battuta, ringrazio i soldi per gambizzare, ovviamente ci dissociamo dalla cosa, diciamo gambizzare calcisticamente parlando, nel senso di non farci però noi più. da sportivi dobbiamo capire e non con chiacchiere che ogni volta metti in mezzo il chiaro non evidente, il chiaro evidente, il gol di Osimhen, anche perché nei replay si vede che proprio lui tenta la sforbiciata e la liscia È la liscia. Allora ci dovete dire una volta per tutte, ma veramente non per... come e perché, in che modo funziona questa cosa e che regola è stata applicata. Ecco la trasparenza. Cioè tu dopo la partita devi dire io ho chiamato questo fallo. Poi uno dice vabbè ma era proprio lieve, gli ha soffiato, gli ha detto una parolaccia, ha insultato la sorella. Mi devi dire che cosa, come si fa nel football americano. Auricolare e al pubblico dici fuori gioco, penalità, placcaggio irregolare, cose là. Io devo sapere da sportivo cosa è stato chiamato nel calcio, perché così posso valutare. È stato chiamato uno sgambetto, una spinta, fuori gioco, non lo so, perché noi non sappiamo perché è stato annullato. Avrete 50.000 ovviamente interpretazioni diverse di tutti gli ex arbitri, bravi o non bravi e faziosi. No, io voglio quello ufficiale. Cioè tu mi devi dire per quale ragione è stato annullato quel gol. Un bacio a Fabio che manda un grandissimo abbraccio, grande Guido, come sempre le tue analisi mi chiariscono molte cose. Ciao ai mod e agli X-Mod e ciao Valerio, ciao Fabietto, un abbraccio Valerio, anche a te. Grazie, molto gentile Fabio, mi ricordo molto il suo nome anche perché è facile da ricordare. Non so se sei d'accordo con che poi non è neanche una pretesa, è sportività. Devi dire che fallo è stato chiamato e io poi lo accetto. Tu hai chiamato quel fallo, tu sei l'arbitro e io lo accetto. Però questa è la mancanza di trasparenza. Io non so con cosa è stato chiamato, so che è stato annullato, è diverso. Certo. Sono tutte presunzioni. Una domanda per Guido Bellino: prevedendo la pressione del Cagliari nel finale, non era più opportuno inserire Petagna invece di Mertens? Perfetto, te l'ho detto, io avrei messo Petagna al posto di Osimhen, perché se serviva, lo dico chiaramente in maniera metaforica, nulla contro il ragazzo, un bisonte, certo. Anche perché Pavoletti ha fatto il centro boa della pallanuoto. Pavoletti ha fatto una grande partita e Koulibaly nel primo tempo specialmente l'ha sofferto molto, secondo me. Ho sempre l'impressione che il Napoli per vincere un campionato debba dominare contro tutti, così da non consentire agli arbitri di prendere decisioni che possano sfavorirlo. 100% d'accordo. Per vincere devi dominare, non puoi vincere, devi stravincere per poter vincere. Questa ho presa, non diciamo l'ho presa male, no? Volevo prendere questa che Ringhio non ne azzecca una, adesso ovviamente così, e c'è anche un We Want Maurizio Sarri. Tanto non viene, quindi non è un problema. Quindi non credo che ci sia. Ma secondo te è più Roma o più Inghilterra, Guido? Così breve, perché per togliere da mezzo le voci. Ormai, come io ti dissi privatamente, lui alla Juve voleva tornare, ma non torna, perché lì stanno facendo carte di matti per Allegri. No, penso che alla Roma ci sono serie possibilità, nonostante che disse, no, stavo per fare il nome,
non era corretto, il 95% al Napoli, quindi mo non è più 95%. Penso Roma pure io. Angela ti chiede scusa Guido, ma dove sta scritto che dobbiamo pareggiare le partite per colpa degli arbitri? Però, Angela, io proprio non te lo scrivo. Lo so, è una domanda di avvilimento, la capisco. Perché secondo me nel primo tempo io voglio rivederlo al VAR quando Osimhen gli prendono la caviglia e sta calciando in porta. Non è solo quello, dove sta scritto quel gol mi ha fatto male anche perché il ragazzo è stato proprio straripante, cioè, meritava non solo per l'azione, perché poi è stato equilibrato, c'è stato un buon equilibrio, scusate, equilibrio nel calcio è importante avere un equilibrio tra corpo, palla, avversario e terreno di gioco, e farlo a quella velocità non è facile, quindi se il gol è regolare ancora di più. Guido, con questa domanda io ti ringrazio e ti lascio andare. È una domanda interessante, non credo che si possa liquidare in poco tempo. Vediamo cosa riesci a fare. Credi ad un nuovo assetto geopolitico calcistico nel prossimo? Potrebbe anche essere un no secco, non lo so. Nel prossimo futuro, dopo Super League e scandalo AIA, cosa farà ADL? No, intanto ti dico no secco perché hai ragione tu, ormai mi conosci. Non perché ti voglio liquidare io il tempo che volete. No. Perché no, ti rispondo anche il perché il no secco. Scusate, ma in questi anni quanti ne abbiamo visti? Uno peggio dell'altro e diciamo uno scrittore e sceneggiatore hollywoodiano di horror non avrebbe potuto immaginare tanto orrore e ogni volta ecco ti faccio capire che se tu mi dovessi chiedere, tu sai cose di mie private, di dolori che non voglio, diciamo, raccontare o intristire gli amici bellini, no? Però se io ti dovessi dire, questo per me è stato il punto di non ritorno, dove uno doveva dire basta, abbiamo non toccato il fondo, proprio basta, non è legato neanche a Napoli, è legato all'Inter, perché io stavo tornando da lezione, ho finito lezione, stavo in macchina, stavo sentendo la radio e intervistarono Sandro Mazzola, perché era stato esposto a Torino due striscioni indegni, no, sulla tragedia umana e sportiva di Superbo, e sentì piangere al telefono intervistato Sandro Mazzola, che è una delle bandiere dell'Inter, è stata anche della nazionale. E in quel momento, forse perché uno ormai è diventato padre, quasi padre anche dei propri genitori, fermai la macchina, mi dovetti proprio fermare, riprendere fiato, ho detto perché come pensai, come se stessero facendo piangere mio padre. Dice alla fine Sandro Mazzola agli anni di mio padre. E ho detto basta, cioè basta. Si deve fermare tutto e si deve fare proprio pulizia di tutto, perché si deve rifondare un calcio che sia sport in campo, soprattutto fuori del campo, perché quello che non mi piace è che i tifosi, in ragione della loro maglia, giustificano le peggiori nefandezze. Allora in campo io posso anche accettare che un tifoso di un'altra squadra valuti un rigore che non è rigore o viceversa, perché poi uno riesce a non essere obiettivo, che si arrabbia alla parolaccia, cioè finito il campo, dal fallo laterale in poi, e soprattutto tutto quello che esula dallo sport, il calcio, il pallone, il fallo laterale, il rigore, la munizione, no, non puoi giustificare solo perché sei tifoso di qualunque squadra, non le voglio manco nominare. Ecco, per me, umanamente, ma ci sono stati tanti episodi, abbiamo avuto gente morta, io mi ricordo anni fa una signora di Bergamo perse un occhio allo stadio nei tifosi suoi dell'Atalanta per delle cose, ho detto tu non puoi andare allo stadio e perdere un occhio per andarti a fare una squadra. E quindi io ti dico, ma negli anni noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo scandalo, questo così, e cosa è successo? Sempre peggio. Quindi che cosa stiamo aspettando? Ho detto, per me quel giorno è morto qualcosa. Io ho detto no, basta, ma ognuno ha la sua sensibilità e vedete non è manco legato al Napoli, non puoi neanche dire lo fai perché sei tifoso. Ho detto no. Quando si arriva a insultare delle persone morte per una tragedia, secondo me non c'è più ragione di parlarci. Quindi il nuovo assetto geopolitico è una domanda intelligente, anche se molto triste, già in atto, ed è in atto come una pianta che sta crescendo storta.
Poi ne parleremo il terzo e ultimo capitolo della Superlega, perché non era il problema delle 5 invitate, era il problema che economicamente non si reggeva in piedi una cosa del genere. Se tu la devi fare Superlega, 20 squadre che hanno il loro campionato, il loro sistema fiscale, i loro arbitri, non è che puoi prendere dagli altri senza... Allora, gli arbitri che prendevi, chi li pagava? Tu o la Federazione Italiana o la UEFA? E perché la UEFA quel mercoledì ti doveva cedere gli arbitri per arbitrare in Superlega? Vi rendete conto di quante cose non tornavano? Il nuovo assetto già c'è. Il problema è che cresce storto. Cioè io voglio vedere un calcio bello, trasparente, pulito. Poi vincono sempre gli altri e scetterò che vincerà sempre la Juve. Ma che Sì, ma vinca... senza con quella risposta, dice tanto vinciamo lo stesso noi, che vi lamentate a fare. Io mi ricordo Marotta, un Cagliari, no, un Catania Juventus, gol annullato a Catania regolare e gol ehm, della Juventus regolare, dell'argentino. E lui disse: noi avremmo vinto lo stesso. No, tu hai vinto per un gol irregolare. Intanto quelli... Allora, ringrazio Luca Leardi per le belle parole. Con questo canale migliore di tutte le trasmissioni che fanno in TV e in radio, analisi di altissimo livello, senza peli sulla lingua. Complimenti a Valerio, Guido e tutta la community. Allora, prima di salutare tutti voi, sempre sì. Grazie per l'ospitalità, perché lascio a te tutto lo spazio. No, non ci puoi salutare, devi rispondere a Francesco Caputo che dice: i giocatori dell'Inter anni 60 onesti. Io qua non ti posso... Allora, Caputo, che è anche un cognome simpatico. Non è la gara, secondo me, questo mi spiega, esatto. fai un autogol, dal mio punto di vista. Perché Calciopoli è stato affrontato male. Se Valerio ruba e Pinco Pallio ruba e nessuno dice niente, e Giovanni ruba e poi arrivi tu e rubi, dici però rubava lui, tutto a posto, tutto a posto. No, non è tutto a posto, avete rubato in 5 per me. Quindi invece in Italia, siccome è dall'altra squadra, anche loro rubavano, invece noi tifosi, chi è tifoso, si dovrebbe sentire indignato, perché significa che stai tradendo i miei sentimenti durante la partita. Io quello che non tollero più nello sport, che se io tifoso di una X squadra, vedi, io non sto facendo un discorso di partigianeria, di una squadra, scopro che Pinco Pallino si aiutava, sono incacchiato con il mio dirigente, che siamo oggi un altro, perché dice: mentre io tifavo quella partita e tifavo veramente con i sentimenti più sani, tu mi stavi tradendo, tu proprio che sei il mio dirigente. Quindi io, invece che dire anche l'Inter rubavo, anche il Milano, anche il Napoli, qualunque squadra, io me la dovevo prendere proprio con tu dirigente mio, che hai tradito i miei sentimenti. Questo doveva succedere nel calcio italiano. E quindi non guardare le altre squadre, rubavo negli anni 60, negli anni là. È un calcio più onesto. E i tifosi che avevano il vero potere invece hanno reso possibile questo sistema non trasparente, con una guerra tra di loro, a giustificare ogni volta la peggiore schifezza. Lì tutto lo stadio della Juventus si doveva alzare e uscire e togliere quegli striscioni. E noi abbiamo sentito le intercettazioni anche dopo di perché sono entrati quegli striscioni, come si chiamano. Quegli striscioni non ci dovevano mai essere in quello stadio. Ma chi li ha messi? Ormai non puoi... ma gli altri 41.000 spettatori non si sono indignati e si devono indignare, ma lì non c'entra più il tifo, non c'entra più l'Inter, la Juve, il Milan, il Napoli, la Cremonese. C'entra che sono morte delle persone in un incidente aereo. Io ero presente all'Esel, caro Caputo Francesco, cioè io non ho mai insultato non gli Juventini, nessuno, perché so che significa vedere le persone morte con una partita di pallone. E perciò probabilmente quando ho sentito Sandro Mazzola piangere è morto qualcosa in me. Perché quando tu superi una soglia di indecenza, questa è un'indecenza, per che cosa? Per un pallone che invece dovrebbe essere bello, no? Il calcio, e ti voglio salutare con queste due cose, il calcio dovrebbe essere gioia, che sia una sconfitta, una vittoria, un pareggio che ti lascia amaro, però alla fine anche un pareggio che ti lascia veramente l'amaro in bocca come oggi dovrebbe essere gioia, non può essere offesa, non può essere insulto, non può essere volgarità. Dal mio punto di vista, non ho detto che è la vita, io non sono Dio. Se lo è, non è già più gioia. E Valerio e Guido in settimana, spero, vi regaleranno una pagina di
calcio e cinema e calcio, dove riporteremo un po' di gioia in un mondo che sta perdendo un po' la retta via. O no, o non la facciamo questa cosa? No, la facciamo. Io voglio ringraziare prima tutti i messaggi che ti stanno facendo complimenti, e voglio dire, non mi perdo Caputo. Ringrazio Giancarlo Caputo che insiste. Moggi era ad Avellino e a Napoli, basta. Sì, infatti io che è proprio questo che stiamo dicendo, amico mio. Quello purtroppo, nelle tue risposte devi ascoltare però quello che ti sta dicendo Guido, perché non dire basta, dire Moggi a Napoli, quindi hai ragione, perché lui sta dicendo proprio questo, sta dicendo a me non faccio campanilismo, anzi se succede alla mia squadra siamo i primi che dovremmo non essere d'accordo con questa cosa qua. Guido, fammi dire questa cosa, visto che molti amici sono contenti di quello che portiamo. Non l'ho detto ancora ufficialmente, lo sa qualcuno che mi hanno visto live nelle altre piattaforme. Sul canale di Guido Gentile, che si chiama Guido Gentile piano sequenza tutto attaccato, che trovate qui su YouTube, troverete una bella chiacchierata di una cinquantina di minuti dove abbiamo parlato di cinema e musica, e quindi abbiamo preso i nostri due background, posso dire principali, Guido? Sì, sì. I nostri due background estremamente scorrevole, mi hanno detto le persone, che sono volati quei è piaciuto. Infatti detto sì, 50 minuti così sembra che uno si spaventi, invece no, ma hai ragione, fai bene a dirlo, anche perché poi lo stesso mio padre mi ha detto, me la sono bevuta tutta e mi è piaciuto tanto. È come un buon libro che non smetti di leggere, non lo posi. Chi avrà voglia di farsi un giro sul canale di Guido troverà questa chiacchierata molto informale, anche tecnica per quanto riguarda le analisi dei film e della musica rispetto ai film, e quindi ci siamo divertiti. Dopodiché lo possiamo anticipare qui che siamo più o meno un 300. Faremo un'ulteriore chiacchierata dove però parleremo di calcio e cinema, e quindi chiederò io a Guido in quali momenti nella storia del cinema si è parlato di calcio, come, e quindi faremo un video specifico che troverete su questo canale. E ci saranno delle sorprese, quindi attenzione per concludere, perché poi adesso io me ne andrò, ma sia il nostro, comunque Francesco Puto deve rimanere con noi. Non è una questione di uomini, e un uomo diventa giusto se sta con me e poi se va con Valerio no, non è più giusto. È una questione di metodologia. Se una metodologia è sbagliata, è truffaldina, è sbagliata sia se viene da me, da Napoli, sia se viene da te. Spero adesso di essere stato chiaro. È proprio questo quello che invece noi dovremmo pretendere, cioè dovremmo pretendere che in campo ce ne possiamo pure picchiare, in pallanuoto è uno sport bellissimo, in campo, ovvero scusate in piscina. Voi non potete immaginare che cosa fanno i giocatori di pallanuoto, che prima dell'introduzione delle telecamere subacquee c'erano strette di testicoli, cose, costumi a bassa cosa dicibili. Questo non è che sono dei cristianoni di nuotatori, sono bestioni, no? Però lo accetti, cioè che sportivamente la gomitata, la cosa, Buscotti che diceva che dava il pestone per non farti saltare sul calcio, non è bellissimo. Fuori dal campo, però, no. E lo ripeto e vi solo finito il fallo laterale, tutto quello che succede fuori dal campo non è tollerabile. Insulti, violenze, imbrogli, bilanci farlocchi, scommesse, e noi tifosi di qualunque squadra dovremmo prendere distanze, se è la nostra squadra e se è un'altra squadra. Invece non dire se sono le altre squadre è sbagliato e noi no. Sì, vabbè, ma lì lo specchio arrampichiamo, non va bene. Infatti non è Moggi è giusto con il Napoli, sbagliato con la Juve. Se quello era il metodo di Moggi, era sbagliato e ha rovinato il mondo del calcio. Grazie Guido Gentile. Buon lavoro a tutti. Ci tocca un pareggio oggi. L'unico che ci potevamo permettere. Vediamo se facciamo qualche cosa di calcisticamente impossibile. Dai, diamo fiducia a questo allenatore che poi li ha tirati fuori dal fosso. Vediamo che cosa fa. E comunque ha giocato. Oggi abbiamo visto una partita diversa rispetto a tutte le altre, di nuovo. È un buon calcio. Migliorabile perché abbiamo dei difetti, ma un buon calcio. Un abbraccio a tutte le amiche Bellini e a tutti gli amici Bellini. Grazie mille Guido Gentile.
Signori miei, allora, i ringraziamenti, grazie mille, il momento è sempre importante perché poi mi dà anche una mano, Guido, nelle sue analisi, mi fa prendere fiato e mi fa anche, perché io voglio fare lo youtuber di conseguenza, eccetera, eccetera, ma io sono sempre prima tifoso e quando il Napoli mi prende gol allo scadere, io mi sento male. Poi dopo devo ovviamente cercare di fare l'analisi, perché se voi siete qua invece che da altre parti, piuttosto che ad altre parti, usare il piuttosto che in maniera adeguata, volete più analisi, e allora io mi onoro anche della presenza di chi lo può fare, di chi ha più anche memoria storica e mi dà una mano a vedere quello che magari non vedo, perché non è detto che io riesca a vedere tutto, che riesca a essere lucido fino alla fine quando il Napoli prende il siringone, perché ha preso il siringone e non c'è niente da fare. Nel frattempo voi state, esatto, De Paul mostruoso, Mario delle Vedove, mancano 13 minuti, noi ovviamente, saluto anche Emanuele, senti sono bellini e mi sento ubriaco, Gennaro Cercola, senti sono bellini e mi sento ubriaco, non l'ho capito. Caputo dice il momento è catartico, sicuramente è catartico, amico mio, è ovvio che sia così. Speriamo che De Paul faccia il fenomeno anche con il Napoli, se verrà. Ah, tu stai parlando di calciomercato. Vediamo ragazzi se riesco a prendere un po' di messaggi che non sono riuscito a prendere, perché quando parla Guido io voglio anche ascoltarlo, non posso, capito, mettere messaggi al volo. Ora possiamo riabbassare il livello. Vedi che straordinarietà, non c'ho niente di... Bravo, metto questi per sottolineare il tuo messaggio che è molto bellino. Riabbassiamolo il livello e parliamo male di Mazzoleni. Ci sta tutta, amico mio. Ci sta tutta. Raffaele Di Fusco dice De Paul ci sta facendo arrizzare, e saluto e ringrazio. Allora funzioni, allora sei sano, diceva qualcuno. Pepsi Pep, un incoraggiamento ai ragazzi e al capitano, alla fine erano tutti sdraiati a terra senza più nulla da dare. Bravo Pepsi. Allora guarda come capita a fagiolo il fatto che lo fai via PayPal e capita proprio Insigne, perché ragazzi io lo ribadisco, Insigne oggi mi è sembrato nervoso, nel senso che oltre a un po' di affaticamento mentale che arriva quando tu fai questo sforzo incredibile di vittorie, il ritmo dell'Inter, ricordiamoci, il ritmo dell'Inter nella seconda parte del campionato, posso mai parlare con la polizia? Allora, lo sforzo mentale, l'ho visto nervoso, secondo me, proprio arbitrariamente parlando, fragile mentalmente, perché no, fai pure. Sì. Lo fate passare? Vai. Sei passato? È finita? Il commento Memora Berlino, non me lo voglio dimenticare. Video straordinario, metto like e ora lo guardo pure. Questa è la bellinità di Ben, questa è la bellinità di persone che... Video straordinario, metto like e ora lo guardo pure, nel senso che lui ha messo il like preventivo, e questa è una cosa che io non posso non sottolineare, la bellezza di molti di voi che mi sostengono a prescindere e non sapranno mai. Tu clicchi su un video e non saprai mai che cosa succede. Voi lo vedete a quello là, Gio Pellecchia, la vedete voi a Rita? Non la vedete a Rita, perché? Perché se sta sgravando, è chiaro, e quindi non saprete mai quello che succederà. Saluto anche Nello X, i vari nuovi abbonati. Vedi? Sta pure Gio TV che saluta Rita. Allora, dialogo tra te e una pattuglia di polizia, che poi questo qua, se non sbaglio, non era nemmeno una pattuglia, ma era un'ambulanza che cerca spazio nel traffico. 12 minuti di riscatto. Pur la sirena della polizia è fragile mentalmente, ci fanno pagare anche la storica antipatia e lo stupido anticonformismo di ADL. Filippo, che io poi l'anticonformismo, se vai fino in fondo e fai l'anti, capito? Però no, che poi ogni tanto la frasetta, poi stai zitto per mesi e mesi, poi ogni tanto un'altra frasetta, o lo fai veramente oppure no. Perché poi quando si è trattato di denunciare le 3 squadre della Super League, il Napoli è stato zitto.
A Roma sì, il Napoli è stato zitto. È arrivato ragazzi, vedi, avete dai. Vedi? È vero, Tore, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Vale, in caso di mancato accesso alla Champions, come la vedi? La vedo che speriamo che entriamo in Europa League e non voglio sentire parlare di Conference League. Quindi io l'ho detto sempre, importante arrivare avanti alla Lazio, che non si lotti solamente per la Champions, ma si lotti per arrivare più avanti possibile, per migliorare il 7° posto dell'anno scorso. Carmine, non c'è dubbio, l'hanno avuto, la barzelletta totale. Io poi non l'ho visto. Ovviamente De Paul, un coglione. De Paul è stato esaltato per tutta la live. Che è successo? Proprio lui ha fatto il fallo? Inesistente, voi onesti e voi no. Vero? Voi onesti, voi no. Caputo, tu devi respirare quando mandi un messaggio, respira, tranquillizza. Poi mi ricordo che su Twitch scrivevi anche in minuscolo, c'è un problema di caratteri. Evidentemente su YouTube non vedi bene per il fatto del Covid. Respira e spiegati bene, altrimenti pesco messaggi che non riesco a capire. Rigore per la Juve. Finisce 1-2. Ti pareva che la Juve non ricevesse il rigore salva risultato? 1-1. L'hanno gufato a De Gaulle. Il rigore c'era, la punizione no. Ti pareva? No, ci sta il rigore, non ci sta il sociale, il rigore c'era, non c'era la punizione. Vedi, ci sono cose che noi diciamo le cose come stanno, quindi non... Idea per il canale, perché non fare intervenire anche gli spettatori con chiamate tipo Bobot? E io ti ho letto Bobot TV. Posso fare la Bobot TV, ragazzi. Posso fare la Bobot TV. Che è successo? Che è successo? Rigore netto. Braccio largo su punizione, ma punizione inesistente. Ok, abbiamo capito. Gli autogol passano a 3. I tuoi amici bellini hanno scritto: Rube, voi sempre onesti. Ah, perché tu Rube ti senti così, invece noi siamo sempre onesti. Ciao Valerio, ho visto telecronache spagnole scandalizzati. Sì, questo l'abbiamo detto, Amorra. Amico mio, Caputo, tu stai qua e io con te non mi sento di essere insomma falso, disonesto, eccetera, eccetera. Ma vuoi paragonare la storia del Napoli con la storia della Juventus? Ma parliamo di storia, nemmeno di questo campionato qua. Stai dicendo che noi non siamo onesti? No, fammi capire se stai dicendo che il Napoli ha avuto mai qualcosa di regalato. Fammi capire. No, fammi capire, perché va benissimo, apprezzo il tuo supporto, eccetera, eccetera, ma non diciamo stronzate, per favore. Io non lo sto, vedi, non la sto nemmeno tirando in mezzo la Juventus, per rispetto a te, per rispetto anche a un campionato che la Juventus sta fallendo clamorosamente. E lo sai perché, è un'idea mia che non avrà riscontri. La Juventus quest'anno ha detto: io metto a Pirlo, tanto chi se ne frega, abbiamo la Super League, anche se sbagliamo la Champions abbiamo già la Super League. Non mi incalzare su una questione di onestà e disonestà tra Napoli e Juventus, perché non possiamo rimanere sotto questo punto di vista. Mi dispiace. E non parliamo di episodi che non posso vedere, perché ovviamente non li posso raccontare. Stiamo tranquillamente leggendo i messaggi. Rigore netto per fallo di mano di De Paul in barriera su una punizione inesistente. Quindi non... Capito? La qualità della mia community è che dicono quello che succede. Il rigore c'è, la spadisce no, capito? L'amicizia la facciamo la Conference League no. Esatto. Vedi? Che stia a barzelletta. Purtroppo non se ne parlerà. È così. Quanti punti persi col VAR spento? Marco Piscitiello, tra l'altro nuovo amico abbonato che ringrazio, che era passato anche, lo ricordo bene, sull'altra piattaforma ieri o l'altro ieri. Sì, la famosa monetina di Alemao che ripetiamo sempre e che facciamo finta di non ricordarci che il Milan nel frattempo, nell'altra partita di Bologna, mi sono pure scocciato di dire sempre la stessa cosa, non scherziamo. L'unico club al mondo a cui hanno revocato dei titoli per associazione a delinquere, questo dice la sentenza, associazione a delinquere, tra l'altro revocati, e loro li continuano a esporre.
Hai capito? Il Milan sopra la toppa della maglietta tiene la Champions League con il numero 7, no? Tiene la cosa della Champions League. Ma secondo voi, se si scrivesse là sopra 9, ne abbiamo vinte 9 di Coppe dei Campioni, ma secondo voi sarebbe una cosa normale? No. Ve lo dico io, no, non è normale. Allora i 38 non si possono esporre. Che facciamo quando ne vincete 40? Vi aggiungete un'altra stella? Ve lo fanno fare? No, ma questa è la domanda che dovete fare. Si può mettere la stella sulla maglia? Dice, oh, mi mette quello che voglio. Il Napoli può decidere di mettersi lo scudetto dopo Sarri. Per noi l'abbiamo vinto. Capite il piano su cui ci stiamo discutendo? Oppure no? Forse no. No, Caputo, invito solamente a Guido, non è questa live qua dove faccio entrare gli amici. Quando faccio la live dove faccio entrare gli amici abbonati, gli amici che supportano o gli amici in generale che sono iscritti al canale Telegram, lo facciamo. Adesso sto in post Cagliari e quindi dobbiamo finire di parlare della partita. Sei tu che mi stai portando... Finito il Gran Premio. Sei tu che mi stai portando su un piano di Juventus dove io non ci volevo arrivare, sinceramente. Invasione Old Trafford, i tifosi protestano contro la società. Infrante le barriere umane, partita posticipata. Mettiamoci la toppa con Jimbe Cemes, magari ci chiamano in Super League. Capito? Cambiamo argomento. Secondo te chi si salva? Amico mio, è bellissima sta cosa qua, perché ci interessa e ci interesserà fino alla fine. Segnata Juventus 2-1, sì, ma non c'è dubbio. Ronaldo di testa. Ragazzi, ma voi veramente speravate? Voi veramente fino alla fine eravate qua per dire sì, ma alla fine il pareggio ci va bene perché stiamo avanti alla Juve e non mi volete ascoltare, ma mi dovete dare ragione. Se siete onesti, amici bellini, voi dovete mettere i like finali perché mi dovete dare ragione. Perché vi ho detto che la corsa sulla Juventus non si fa. Vi ho detto che la corsa sulla Juventus per la Champions non si fa. Non si fa. Non si può fare. Capitelo quando ve lo dico. Non si può fare. Si doveva sperare in un crollo verticale del Milan. Il Milan ha avuto un crollo diagonale. Sono venuti meno. Sono ancora avanti a noi. Come vogliamo spiegarla questa cosa qua? Dobbiamo vincerle tutte, padroni del nostro destino. Non siamo padroni del nostro destino se ci mandano Vazzoleni al VAR. Non lo siamo! Lo capite? Lo capite che non lo siamo? Allora devo dirlo in questi termini. Non siamo padroni del nostro destino se continuano a mandarci Mazzoleni al VAR e il Napoli non dice niente. Ascoltatemi bene, questo è un passaggio chiave. Perché io non mi sto lamentando degli arbitraggi, io mi sto lamentando di De Laurentiis. Ascoltatemi bene, passaggio chiave. Non mi sto lamentando dell'arbitraggio, mi sto lamentando di De Laurentiis. Orsato, detto da Guido Gentile, il miglior arbitro del mondo, perché lo dicono tutti, il miglior arbitro del mondo, all'Inter non l'ha arbitrata più. Perché Marotta ha detto che quest'arbitro non lo voleva vedere più. Era troppo vicino per giudicare. Orsato all'Inter non l'ha arbitrato più. Mazzoleni ha finito di arbitrare. Ha detto che Hamsik era il giocatore che più gli stava antipatico. Continuano a mandarcelo al VAR. E il Napoli non dice niente. Niente. Mai niente. Devo continuare? Devo spiegare meglio la mia posizione? Oppure... Joe Cree, benvenuto, benvenutissimo. Anche sulle altre piattaforme, benvenutissimo. Devo spiegare la mia situazione? Dobbiamo parlare, vedi, perché poi leggo il silenzio stampa. È quello, ragazzi. È quello. Le teste di cavallo che stanno arrivando per il Bari. Ma bravo. Bravissimo. Bravissimo, questo è.
Allora vogliamo concentrarci sulle cose vere, oppure vogliamo dire però Simen Scarz doveva chiudere meglio, doveva centrare la porta? Lo possiamo dire perché a noi ci piace il calcio, e se magari, hai capito, Insigne invece di tirarla centrale la allargava un pochino oggi, come le ultime volte dove ha fatto gol straordinari, oggi facevamo il 2-0 e non prendevamo la siringa, e il Napoli era più forte di tutto e di tutti, e che dimostra siamo solamente noi. Hai capito? Credo che ci siamo capiti. E dico a quelli che hanno insistito, il silenzio Samba è stato la salvezza del Napoli. Ragazzi, no. Non è così. Tu lo devi far parlare, e non parlo di Gattuso, tu devi far parlare i giocatori, mi devi dare la sensazione se si sentono defraudati, se sentono di aver dato tutto, se loro hanno sentito che la partita potevano fare meglio, potevano fare peggio. Oggi la partita del Cagliari, ragazzi, l'abbiamo detto così, guarda, vedi l'XG, il Cagliari ha un XG alto, poteva fare 2 gol, il Napoli ne poteva fare 3, e le partite così equilibrate possono finire 1-1, possono finire 2-2, perché il Cagliari nel primo tempo prende il palo, Dembe prende la traversa, la parata di Meret è netta, una parata di Cragno netta come quella di Meret non l'ho vista. Partite equilibrate, il Napoli ha meritato il punto sul campo, anche il Cagliari lo ha meritato sul campo, va benissimo, ma le partite molto spesso si vincono anche senza meritarle, e tu c'hai 3 punti in più in tasca. Michele, manca la società dietro, punto, il solito. Bevo, grazie Michele, e mi dispiace tantissimo, ma dovevate capire quello che è il mio punto, perché non mi sto lamentando degli arbitri, e spero che si capisca, spero che si capisca. Hai capito? Cioè, devo andare avanti con i twittettini. Spero che si capisca il mio discorso, spero che non venga strumentalizzato, spero che Pierluigi Pardo non prenda solamente un estratto senza citarmi come al solito, e prenda solo un estratto, perché il discorso è equilibrato se lo prendi nel suo complesso. Avvocato Cascione, caffè, sigarette, testimonianze. Come non lo sai? Spiego meglio. Sono proprio notizie, penso che le trovo se le cerco. Mazzoleni contro Amsic, vediamo se la trovo subito. Eccolo qua, gol.com, non è il Napolista oppure Caffè Napoli 1926. Eccolo qua. Mazzoleni svela, e lo potete trovare su Google, Amsic giocatore meno sopportabile. Giugno 6 2019. Voi credete che io sono un pazzo? Dove sta? Ve lo faccio vedere subito. Ecco qua. Eccolo qua. Uno che fa una dichiarazione del genere, ok? Perché pensava, è finita la mia carriera, posso dire quello che voglio, perché gli arbitri non possono parlare, e non possono mai dire una cosa del genere. Oltretutto Amsic, ma stiamo scherzando, Amsic, cioè la perla dei giocatori, Amsic aggredito da Gattuso. Giocatore meno sopportabile. Hai finito di arbitrare? Ce lo mandano al VAR, una continuazione. Va bene. Guagliò, ma secondo te una cosa è dire meno sopportabile, una cosa è dire odio Amsic, non lo sopporto? Alfonso, ma stai scherzando? Amsic, cioè se tu dici una cosa del genere su Pepe, su Montero, su Ibrahimovic, su Mertens, su Callecon, dici quelli là un pochino più, ma Amsic meno sopportabile, Amsic. Perché squadra tifi, Alfonso? Fammi sentire, perché squadra tifi?
Fammi sentire per che squadra tifi, perché vuol dire che tu Hamsik non l'hai mai visto. Dai, è finito, ma io non la guardavo nemmeno, certo che è finito. Mazzareni ha raccontato episodi del suo passato all'Eco di Bergamo. Il rosso a Koulibaly è una decisione che nessuno può contestare. Cioè, andateveli a vedere, ragazzi, andatevi a fare 2 ricerche, perché per fortuna esiste internet. Esiste internet e tutto è scritto. E tutto è recuperabile. E tutto è recuperabile. Allora, Sergio Ramos, ma figuriamoci, ci sono giocatori che tu dici sono grandissimi giocatori, ma io non li sopporto, vabbè. Fratelli Mazzoleni, concessionari Fiat a Bergamo. Marcello, non lo so, non dico cose che non so, la lascio dire a te, ti ringrazio per la donazione, per il messaggio, non lo so, quindi lo lascio dire a te. Non lo so, ma poi non cambia niente, capito? Non cambia niente. È grave, ripeto ancora una volta, è grave che il Napoli non faccia nulla. C'è un TVB da fare, me lo sono perso. Allora lo facciamo TVB per Checco, vedi? Allora sì, dai, me lo sono evidentemente perso. TVB con pistacchi annessi. Possiamo anche far scattare un cartellino giallo che però se lo inclini è un po' TVP, è un po' così, dipende dalla luce, vedi? Dipende dalla luce come ti prende. Comunque ragazzi, se avete dei like residui lasciateli. Questa è stata una live un po' sfogo nel finale, ma noi abbiamo fatto l'analisi prima. Il nome è una garanzia. TVB. Ah, ma sì che è una pasta ma non scherziamo proprio, Angelo, non scherziamo proprio, un TVB giallo, sempre professionale, ma non scherziamo, non scherziamo proprio. Dietro si sente molto la mancanza di bravo, mi riporti un attimo sul calcio. Portiere sottovalutatissimo che non è per niente inferiore a Meret, anzi, comunque, che bel piedino di Godem da sottolineare sempre. Bravo perché mi riporti sul calcio, bravo perché sottolinei l'importanza di Ospina, che comunque dà più tranquillità, può essere pure che parla di più, eccetera eccetera, perché Meret ha fatto 2 grandi parate, ma io insisto sull'uscita che poi scaturisce una delle parate, la poteva bloccare tranquillamente o allontanarla meglio, ma questo sono mie opinioni. E Diego Demme, ragazzi, smettiamola di dire sì, l'equilibrato il soldati, Diego Demme tiene pure un tiro senza, non c'è male proprio, e la traversa sta ancora tremando. Amico mio, lo capisco, Fernando, lo capisco, stai depresso per come arriva, perché uno ci credeva, perché sei padrone del tuo destino, eccetera, eccetera. Il Milan non va in Champions, il Napoli per me ci va. Ferdinando, prenditi le parole di Francesco e vedi se ti puoi sentire un pochino più tranquillo sotto questo punto di vista. Io purtroppo, ragazzi, ero preoccupato prima sul fatto di vincerle tutte. Il Napoli può steccarne un paio e può riprendere a fare un 2 o 3 vittorie secondo me, ma dobbiamo sperare in un crollo verticale dell'Atalanta o del Milan. Ve l'ho detto chiaramente in tempi non sospetti, quando ho fatto il giochino della classifica, quando ho fatto il giochino di come si deve gufare, quando ho fatto la cosa. Nessuno regala niente a nessuno. Il Napoli ha sulla carta il campionato, il calendario più facile. No, non è così, perché le squadre che si devono salvare, il Cagliari, lo Spezia, la Fiorentina, le squadre che si devono togliere comunque uno sfida. Verona, noi abbiamo l'amico Renato, e che tra me e Renato c'è un rapporto di amicizia, ma tra il Verona e il Napoli il rapporto di amicizia non c'è. Hanno smesso di giocare, potrebbero riprendere a giocare anche all'ultima partita. Dopodiché l'Udinese, storicamente, ci ricordava Guido che l'Udinese ogni tanto noi facciamo l'inciampetto. Insomma, ragazzi, è difficilissima. Non vi voglio deprimere, ma voglio darmi ragione da solo. Quando mi venivate a dire, ma quando mai il Napoli le vince tutte?
No, deve crollare qualcuno, altrimenti mi dispiace. Che ha combinato Scuffet sul 2-1. Oggi proprio le motociclette. Comunque ogni volta che Gattuso fa entrare Bakayoko in corso fa sempre danni, come Sassuolo Napoli 3-3. Smurfing, però non esageriamo, perché Bakayoko la palla non l'ha vista proprio oggi. Ha fatto 2 interventi anche giusti e non è colpa sua. Come battuta si può dire, nel senso che ogni volta che porta sfortuna si può dire, ma non diamo la colpa a lui. Se vogliamo, oggi se l'è perso Yusai, che aveva fatto comunque una buona partita, e mi dicono anche che Mertens poteva far meglio per non far crossare. Lì lancio non era un cross, era un lancio dalla difesa. Insomma, tu pensi che magari la tua difesa sta pure schierata. Non me la voglio prendere con Mertens, non me la voglio prendere con Yusai, non me la voglio prendere nemmeno con Bakayoko, sinceramente. La Juve ha il furore ed il mazzo. Lo sto dicendo da quanto tempo. La Juve dopo 9 scontetti non farà mai e poi mai l'Europa League. Il Milan dopo la lotta a scudetto nemmeno. L'Atalanta parla da sola. Paolo, ma questo è anche il discorso. Un crollo verticale, proprio per statistica. Io questo non lo considero mai. Però da settimi in classifica il Napoli arriva terzo, secondo, lottiamo per lo scudetto. Difficile. Specialmente se Gattuso out, se Gattuso è incapace. Come fai a lottare per lo scudetto? Lascia stare gli infortuni, eccetera eccetera. La Juventus che vince scende di questa maniera perché cambiano Pirlo, eccetera eccetera, addirittura da uscire fuori dalla Champions. Il salto vero e proprio l'ha fatto il Milan con Ibrahimovic, con tutto quell'entusiasmo iniziale. Il salto vero e proprio l'ha fatto il Milan ai danni della Lazio, che però ha ripreso poi la corsa nella seconda parte del campionato. Questa è la verità, questa è la cosa. Non guardiamo la classifica, all'ultima partita tiriamo le somme, un po' come ho fatto il giochetto, Nando. Ho fatto il giochetto di tutte le partite e ho tirato le somme alla fine ed è uscito quello che è uscito. Ci sono ancora Juve-Milan e Milan-Atalanta, di punti ne perderanno, ma noi dobbiamo vincerle tutte. Eddie, esatto, è vero, matematicamente è così. E siamo in grado? Seconda domanda, ce lo fanno fare? Legittima, almeno legittima, perché oggi 2-0, non lo so, il Cagliari doveva fare il forcing e doveva fare 2 forcing. È in grado il Napoli di vincere tutte le partite? Ce lo fanno fare? Su questo, hai capito? Chiaro, si può parlare, Petagnone, i cambi, eccetera eccetera, va bene tutto. Oggi un po' polli, un po' sfortunati, sono ottimista, le altre molleranno un sacco di punti per la via. E speriamo, Frank, che vi devo dire? Speriamo. Vi dobbiamo vincere tutte, basta un pareggio e siamo fuori. Vi rendete conto della pressione? Ora quando si dice sono tutte finali, e io vi ho detto, non esistono tutte finali, perché esiste una finale dove tu ci arrivi dopo uno sforzo, ti guardi con i tuoi compagni nello spogliatoio e dici, ragazzi, ultimo sforzo, abbiamo fatto fino a qua, adesso l'ultimo sforzo, andatevi a vedere Amazon Prime, Guardiola e Mourinho, l'ultimo sforzo si può fare una volta, l'ultimo sforzo non si può fare per 4 partite consecutive, l'ultimo sforzo, e noi lo stiamo facendo da 5-6 partite l'ultimo sforzo, perché ogni partita era quella là, se perdi questa sei fuori, e se perdi quest'altra sei fuori, e se perdi se stecchi questa sei fuori, e oggi era anche quella da vincere, perché sennò sei praticamente quasi fuori, ti sei giocato il jolly, pareggio, adesso bisogna vincerle tutte, ultimo sforzo contro lo ultimo sforzo contro l'Udinese, ultimo sforzo contro la Fiorentina, ultimo sforzo. E come mai, Michele, secondo te? Come mai? Secondo te come mai? Meno sopportabile. Io non dico nemmeno che tifano Juve, capito, Salvatore? Io non dico nemmeno che tifano Juve. Io dico che in questo caso c'è proprio un'antipatia personale nei confronti della squadra. Perché per dire che Hamsik era il meno sopportabile, tu vuol dire che ci tieni qua. È proprio evidente. Ci tieni qua. Capito?
Che occasione buttata, per me troppo mosci oggi, vedi quanti punti buttati con Spezia, Sassuolo, Torino e Genova, eccetera, eccetera, eccetera. E li abbiamo analizzati tutti quanti, Gaetano. Il Napoli ora le perde tutte o le pareggia, siamo dei coglioni, mi sono rotto le palle, oramai per vincere devi pagare. Pagare, Monsese, o indebitarti, perché riflettiamo anche sul fatto che la Juventus non vince quest'anno il campionato, lo vince l'Inter facendo quello che deve fare. Esce facile dall'Europa, si concentra, ma intanto si è indebitato perché ha comprato dei giocatori che non riesce a pagare, bisogna ancora capire questo fatto degli stipendi, indebitandosi. Saluti dal Brasile, ma dove dobbiamo andare se prendi gol così? Dove dobbiamo andare? Il Milan ha 2 scontri diretti, va bene. Ettore Guido, l'Udinese è una squadra tosta da affrontare e l'abbiamo visto adesso, no? L'abbiamo visto, l'avete visto voi oggi, io non l'ho vista, ma ha tenuto la Juventus fino alla fine sulla cosa, poi hanno fatto la punizione che non c'era, il rigore e poi l'hanno persa. Squadra tosta. Noi dobbiamo vincerle tutte. 2 cose, 1 la punizione della Juve di rigore non c'era, 2 De Paul allarga il braccio nel momento in cui si accorge che la palla gli sta arrivando, possibili contatti, tu vai proprio nel profondo. Giustamente, e qua lascio a te l'opinione e non per carità, però vi chiedo una cosa, vi lascio un dubbio, un dubbietto, ma se la Juve non va in Champions, no, per dire, no, e De Paul è contattato dalla Juve, dice sta in trattativa, no, cioè professionista fino alla fine, manda la Juve in Europa League e va a giocarsi l'Europa League, giusto? No, perché poi qualcuno mi potrebbe dire, ma quando mai Milik contro la Juve segnò ed era in orbita Juve così? Ragazzi, quella era una finale, vincere o perdere, Milik deve vincere in quel momento, l'Udinese il campionato l'ha finito. No, sono troppo cattivo, no. Sono troppo cattivo. Dopo i tuoi ultimi interventi televisivi propongo il format l'anti-editoriale di Valerio Fluido, altro che chiacchierlo. Grazie Gianni, grazie mille. Io non ho la calma di fare nessuna anti-editoriale. Io vi porterò come sempre l'approfondimento tattico domani mattina, perché a bocce fredde mi rilasso un attimo, mi mangio una cosa, mi bevo anche una cosa e vi porto l'approfondimento tattico a freddo, perché a caldo con il Gran Premio di New York qua che mi passano così, io sono troppo a caldo in questo momento e vi dovevo spiegare quello che succede, quello che vedo. Ragazzi, basta con i sogni, questa squadra non è in grado di andare in Champions, quella sottile speranza ce la siamo giocata oggi. Comunque, dato che purtroppo Gattuso andrà via e dato che si fanno decine di nomi, Gotti? Ma guarda Salvatore, io Gotti l'avevo citato con il buon Alessandro Catto, lo youtuber della Fiorentina, era un'idea che mi era venuta anche a me, cioè quando lui dice Gotti al Napoli, io capisco il profilo e dico che è un allenatore che è in rampa di lancio, però ha tanta esperienza alle spalle, esperienza fatta anche con Sarri tra l'altro. Non è che l'Udinese stia facendo cose incredibili, ma anche giocatori, insomma, non fortissimi in tutti i reparti, c'è da dire. Mi piaceva il profilo, l'idea di uno che abbia esperienza, però non sia completamente già bollito e arrivato, uno che voglia giocarsi le sue chance in una piazza importante come Napoli. Quindi capivo il profilo, ma non credo, si sono fatti tutti i nomi. Lo sai, De Laurentiis ha detto no, la faccia d'attore deve avere. L'allenatore deve avere la faccia da attore. E lì noi facciamo i discorsi sul 3-5-2, sui giocatori adatti, sulla rosa, sulla cosa. De Laurentiis risponde deve avere la faccia di attore. Che dai già ricerchio. Comunque, al di là di tutti questi discorsi su arbitro e quant'altro, oggi siamo stati polli noi, perché passi subito in vantaggio e poi sprechi un bel po' in attacco. Pablo, questa è la solita cosa. Che cosa devi fare su un 1-0? La devi chiudere? Sì, probabilmente la devi chiudere, e il Napoli ha provato a chiuderla con però imprecisione, non siamo riusciti. Oddio, l'abbiamo fatto il 2-0, quindi mi sento pure male a dirlo. Però non te lo fanno fare, devi insistere finché non lo fai. Oppure puoi far sparire la palla, controlli, te la passi tra e loro ci stavano aspettando, non ci stavano nemmeno credendo più di tanto.
Non lo so. Se Gattuso ha il polso della situazione e può dire se noi ce la passiamo tra di noi ci facciamo gol da soli, allora questo discorso che vi faccio io non è valido, perché Gattuso conosce i suoi polli, ma ci vuole i polli, e dice l'unico modo per vincere è fare un gol in più, stare sempre all'attacco, altrimenti se ci rilassiamo, ci è capitato, ragazzi. Ci è capitato, quindi probabilmente non era nemmeno una possibilità il nascondere la palla, non siamo in grado di farlo. Non vedo un Napoli in grado di fare filotto, siamo una squadra che non sta mai sul pezzo, in più dobbiamo affrontare squadre che sputeranno sangue e noi attributi non li abbiamo. Pachi, sul filotto sono d'accordo, che non stiamo mai sul pezzo non è vero, perché non è perché lo siamo stati per tutto questo girone d'andata, appena sono tornati i giocatori chiave, lo siamo stati sul pezzo. Il problema del filotto è quello, perché tu fai uno sforzo incredibile, superi ostacoli alti, vinci col Milan, vinci con la Roma, vinci con la Lazio, partite dove tu sai l'Inter sei riuscito a non perdere, non è facile. Il problema è il filotto. Il problema è il finocchio. Al prossimo campionato Osimhen ci saranno soddisfazioni, speriamo sempre di più, perché per me già me ne sta dando, Carlo, devo essere sincero. Per l'anno prossimo faccio un solo nome, Ranieri. Mamma mia, Ranieri. Non lo so. Come non voglio giudicare Spalletti, non voglio giudicare neanche Ranieri. Comunque, nonostante gli arbitri disonesti, se arriviamo in Champions ci devono fare un chinotto, che ora mi vado il finocchio. Non sono d'accordo, ma invece la possiamo fare. Andrea Dito, sono felice per Osimhen che sta zittando tutti, se lo merita, questo è un bello spunto. Alessandro Raucci, abbiamo fatto di tutto, la Traversa e Mazzoleni ce l'hanno negato, infatti io non riesco a negarlo, ragazzi. La prossima c'è Milan-Juve, dobbiamo vincere, ci va bene qualunque risultato, ma forse c'è da tifare i bianconeri, oggi Osimhen top. Sono d'accordo, amico mio, Alessandro, sono d'accordo, la Juventus deve arrivare seconda. Chi non è iscritto al canale, iscrivetevi al canale, che siete completamente pazzi, altrimenti dove sta? Sta qua, vedi? Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Siete completamente pazzi. Perché io ho fatto il giochino. Io nei video precedenti ho fatto il giochino. E nel giochino la Juve finisce seconda e sparisce il Milan. Via, proprio punto a punto con l'Atalanta. Sparisce il Milan. Ranieri bel cantante. Perdere, no, devo andare in falsetto, non lo posso mai fare. Klopp al Napoli, yes, 59 milioni di euro all'anno. Spalletti non mi fa impazzire, ma la faccia tosta per una piazza difficile come la nostra. Danny, sai che io sono d'accordo con te. A me vedere uno con la personalità, ma adesso molta gente tiene questa cosa contro Totti, no? Che io non ho visto la serie TV di Totti e quindi Spalletti viene dipinto come, poi ci sta il discorso di Icardi eccetera eccetera. A me uno che se ti dicono una cosa ti risponde per le rime, a me piace più di uno che parla il calcese, ma dobbiamo portare l'entusiasmo, mi piace di più quello là. Poi dopo vediamo che cosa succederà. E anche Benitez mi piaceva tantissimo, perché Benitez rispondeva quando ti doveva rispondere, ma con una classe senza precedenti, e non l'abbiamo capito. Oggi l'ha fatto il secondo per chiudere. No, sono d'accordo, Raffaele, sono d'accordo. Anche il fatto di dire sempre non ci attacchiamo agli arbitri, è solo colpa nostra, è un refrain che ci hanno abituato a fare, perché è più facile, no? Perché così siamo quelli sportivi, gli sportivissimi. Da napoletano merito al Cagliari, e si fa il merito al Cagliari, ma un TVB a Mazzoleni lo possiamo fare, un TVB a Fabbri lo possiamo fare? No. Dobbiamo sempre dire che dobbiamo essere noi ad asfaltare gli avversari, e mai una volta che potremmo vincere tranquillamente, però l'arbitraggio incide quando la partita è equilibrata. Attenzione, ricordiamo sempre, no Mazzoleni, il video commento, quando la partita è equilibrata, perché il Napoli meritava di più ma il Cagliari ha avuto le sue occasioni. Quando la partita è equilibrata, 19 tiri il Napoli, 14 il Cagliari, ma nello specchio 5 contro 4 quando la partita è equilibrata.
Botta. Avete capito? Un TVB a Max Allegri, ragazzi, immediatamente. Vai. No, qua il TVB, perché poi questa diventa la cosa. C'è il mister Allegri, qualcuno lo voleva, qualcuno no. Un TVB a Max Allegri. Udinese Juventus, l'arbitro tutti i falli che va tra non l'ha fischiati o li ha dati all'incontrario. Ignazio, non posso commentare questo documento, mi fido di te perché non l'ho vista e non mi permetto. Se segno sicuro vincono di sicuro a partita, ma Francesco Nastro, il filoscio Francesco Nastro ci dice: dopo sto filotto per un pareggio contro un'ottima squadra state facendo sti tribunali, ma prendetevi qualcosa per gli sbalzi d'umore, non ci sfottete. Francesco, tu hai ragione. Mi metto per primo io, che probabilmente sono più incazzato che altro, ma perché vedo sfuggire di mano purtroppo quello che era una cavalcata straordinaria e ho una paura fottuta di rimanere col cerino in mano. Francesco, io resto, il pareggio con l'ottima squadra è un'ottima riflessione, il filotto non me lo dimentico, il fatto che stiamo ancora lì punto a punto non me lo dimentico e conto sull'orgoglio di questi giocatori e su Gattuso che li tenga sul pezzo fino alla fine. Purtroppo però sto male ad aver avuto ragione, a aver dovuto dire non possiamo vincerle tutte. Non mi ha convinto, Serena. Bisogna ricordare che comunque fa lui l'assist a Osimhen, ha fatto altre assist per tiri di Zielinski eccetera eccetera. Non mi ha convinto sul finale, dove l'ho visto innervosirsi secondo me per decisioni arbitrali e poi arrivare non lucido poi sotto porta. Non mi è piaciuto. Sì, Francesco, capito? Un bel filoscio. Allora, è come se Mattarella dicesse: i napoletani sono insopportabili. Capito? La rabbia è per il come, anche quello, perché tu l'avevi portata, se resistevi, se avessi resistito fino alla fine, invece no. Bobotta non è così grasso, ha solo un culo importante. Dov'è Bobotta, ragazzi? Vabbè. Non è per stasera, ci sarebbe uno spottino da farvi vedere, ma non è per stasera. Si brucia, non li voglio bruciare. Come lo vedo Luciano Spalletti al Napoli, ripeto la mia posizione, Alfonso, non riesco a fare lo Spalletti out a prescindere, che ho visto in giro e che ho sentito in giro, finché non lo vedo sulla panchina. È comunque un allenatore di esperienza, io preferisco un allenatore di esperienza ad un allenatore senza esperienza, che almeno sa cosa vuol dire il triplo impegno, le coppe eccetera eccetera, ha avuto in gestione dei campioni, ha avuto in gestione giocatori medio, alti. Io preferisco quelli rispetto ad uno che italiano, che magari è una la scommessa Sarri la vincemmo benissimo, ma era comunque un allenatore di esperienza. Italiano lo vedo troppo giovane, De Zerbi stesso che gioca un bel calcio lo vedo troppo giovane. Tra questi qua io preferisco Spalletti, vi dico la verità. Poi arriva e lo giudico, quello che fa in campo, ma a scatola chiusa io preferisco Spalletti. Allora, lo dico senza problemi, prendo le mie responsabilità. E se l'anno prossimo giocassimo con una seconda punta veloce da comprare vicino a Osimhen, con Zielinski alto a sinistra che viene dentro al campo, hai fatto fuori Insigne, good life, per me va pure bene, figuriamoci. Però veloce vicino a Osimhen va benissimo, tutto si può fare. Hai fatto fuori a Insigne, sappilo. A parte gli scherzi, Mazzarri con Osimhen sarebbe top, ma ci possiamo permettere di meglio. Il discorso che Mazzarri esalta le prime punte devi sempre poi vedere, perché comunque Mazzarri va all'Inter, non ha esaltato molta della ceppa. Penso che il Napoli vada in Champions, dato che Juve e Milan hanno 2 big match e l'Atalanta 1. Sly, speriamo bene. Nella sua carriera che ha vinto ma De Zerbi che ha vinto, Rob, e Sarri che aveva vinto, e Gattuso che aveva vinto, e quegli altri, non sempre quelli che hanno vinto poi funzionano meglio degli altri. Ancelotti aveva vinto tutto e comunque non è andata bene. Hai capito, Rob?
Quindi sì, alle volte, sentite, mo la sparo proprio piano, alle volte è meglio avere dei giocatori che hanno vinto, che vanno in campo e sanno cosa significa vincere e lottare per vincere, piuttosto che degli allenatori che hanno vinto. Sto parlando proprio di te, Albiol, Higuaín, Callecon, che magari non avevano vinto, però vengono dal Real Madrid e quindi l'aria della vittoria, del top, alle volte è più importante quello. Secondo me, Ancelotti aveva vinto, l'abbiamo perso noi. Vale, perché gestiva il figlio, lo so, questa è l'azione che è girata e che è sfiorata anche la mia mente. E si può mai fare? Non si può fare. E non si può fare. Mi confermi che con 79 siamo dentro matematicamente? Ma credo di sì, God. 79 sarebbero vincere le prossime 4. Cioè, vincendole tutte, sì, perché l'abbiamo detto, il Napoli può permettersi di pareggiarne una. Grazie, Germano. Daniel Galak, io mi fido della decisione che prenderà DL per l'allenatore, per me non ha mai sbagliato decisioni sugli allenatori. Per me ha spesso avuto mazzo, Daniel, perché ricordiamoci che quando arriva Sarri, De Laurentiis voleva Montella e Mihajlovic, ricordiamo, Montella non lo so se era quell'anno là, ma voleva Mihajlovic che gli ha detto di no. Quindi un po' di mazzo ci vuole. Con Ancelotti secondo me aveva fatto un colpo da maestro, perché ero contentissimo di avere Ancelotti come allenatore, non ha funzionato. Con Gattuso fondamentalmente alla fine io sono contento del suo percorso che ha fatto. Quindi sì, tra mazzo e decisioni, intuizioni giuste, De Laurentiis difficilmente sbaglia allenatore. Donadoni, così e così. No razzismo, Spalletti la Champions la centra quasi sempre, mi piace il profilo, poi i toscani vanno alla grande nelle nostre terre. Di Toscani alla Sarri, vediamo un pochino, Marco, vediamo un pochino. Se guardi la prossima giornata e se ti fai un calcolo ci credi nella UCL, io sì. Osimhen comunque la prossima stagione fa i buchi, forza Napoli, io ci credo perché il Napoli è una favola. Enzuccio, speriamo bene. Noi faremo i video questa settimana proprio per parlare del prossimo turno e dove dobbiamo cufare, perché senza cufare non si va da nessuna parte, ragazzi. Stiamo indietro, stiamo indietro. Montella è un potenziale incubo, questo è vero. Ma è possibile che io sentivo gridare Gattuso di arretrare negli ultimi 5 minuti? Non lo so, non l'ho sentito, amico mio, amica mia. Chiedere di arretrare, non lo so, può essere. Donatori l'ha sbagliata, Gianotti non parliamo proprio. Esattamente. Allenatori tedeschi in Italia siamo alle solite, ti pongo il problema della comunicazione, se conoscono l'italiano, perché se sanno parlare solamente inglese molti dei nostri giocatori vanno in difficoltà. Il Napoli con le piccole non gioca bene perché Gattuso non li mette bene in campo, ma ho capito no. Non ho capito cosa intendi, se è una domanda, se è una tua considerazione. Quando ci sono molti soldi in palio, le cose le aggiustano come al solito, prematuro parlare del tecnico. Ma siamo arrivati a 400 like nemmeno, ragazzi, mamma mia che vergogna. Ma buono, non è nemmeno colpa vostra, sicuramente siete distratti, siete depressi. Me lo date un like per sfizio? Chi non l'ha fatto, chi si è dimenticato, chi sta là nella live... Mi metto gli occhiali questi qua, vedi? Sono gli occhiali TVB, che si vede e non si vede. Il TVB dietro. Me lo date un like TVB? Un TVB vero e proprio, me lo potete dare? Togliete un attimo la chat, non ci vuole molto. Togliete la chat, c'è il like, vi siete dimenticati, vai. 500, non dica 6, 500. Non si possono raggiungere 1000 like quando il Napoli non vince, lo capisco. Togliete i dislike, mi sembra pure esagerato, Sly, non lo lasciano il dislike, ma vorrei almeno arrivare a 500 per sfizio mio, che vuol dire che la community belli, perché siamo a 8000, siamo arrivati a 8000. 4,70? Bravi. Perdonami l'off topic, ma sono curioso di conoscere il tuo parere, cosa ne pensi della questione Fedez. Bello Massimo, che ti devo dire?
Ho visto il discorso. Io dico una cosa, quando te lo puoi permettere, come diceva Edoardo, i soldi fanno il coraggio, i soldi fanno l'uomo coraggioso. Fedez è il tipo che si può permettere di andare contro quelle che sono le regole che ti danno, no? Tu se non fai quello che ti diciamo noi, la prossima volta non ti invitiamo. E Fedez sai che ti risponde? Sti cazzi. Nel senso, c'hai una posizione dove praticamente tu da solo con i tuoi social sposti. No, se ne frega assai di fare il 1° maggio, se ne frega assai di... Lo continuiamo questo discorso, fammi vedere Maurizio Farias che dice. Semplicemente un grande continua a... Uè, Maurizio, ma sei impazzito? Guarda là, non si vede bene. Mamma mia, Maurizio, grazie mille. Grazie mille, Mauri, grazie mille. Grazie ragazzi, voi avete proprio ribaltato ma si ribalta la situazione. Mancano i like perché i like sono quelli dell'entusiasmo dei lurcatori occasionali, però quelli che ci stanno siete veramente straordinari. Un bacio grande e voglio concludere il discorso sul coraggio. Perché ce lo possiamo portare anche nel calcio. Edoardo diceva l'uomo coraggioso lo fanno i soldi, perché poi Fedez può permettersi, gli dicono ma questo discorso non lo puoi fare, allora dice va bene, lo cambio, e fa il bluff e poi lo fa veramente. Dopodiché la Rai smentisce e dice non è vero che gliel'abbiamo impedito, e poi lui li sputtana pure e dice no, è proprio così, aveva registrato, non ho capito così. Fedez se lo può permettere, il che va benissimo. E faccio un paragone. Dave Chappelle, chi conosce Dave Chappelle? Lasciasse un like e si iscrivesse al canale. Dave Chappelle è uno dei comici probabilmente più forti che esistano nel mondo comico americano. Dave Chappelle è l'unico al mondo che può permettersi a Saturday Night Live, ok, di fumare in diretta nel 2021. Ovviamente, Rita, ovviamente non c'è proprio dubbio. È l'unico al mondo. Lo chiamano per fare il presentatore di Saturday Night Live. Ci sono delle regole. Nello studio non si può fumare nemmeno la sigaretta elettronica. Dave Chappelle fuma in studio. No, vi immaginate, no? Quello avrà detto no, ma quando mai? Non puoi fumare assolutamente. Ah, non posso fumare? Vabbè, non vengo. Ma sei sicuro? Guarda, magari facciamo la sigaretta elettronica. No, voglio fumarmi proprio una sigaretta, voglio il posacenere là vicino. Dave Chappelle è l'unico al mondo che può permettersi di fumare in diretta televisiva e nessuno gli dice niente. Perché? Perché è talmente grosso che sono loro che si mettono a... Allora questo ti deve far riflettere. Poi il discorso in se stesso lo possiamo approfondire, demagogia, usi il palco, usi la musica per parlare di cose tue, per fare il comizio, per trovarti una cosa, va benissimo, non mi interessa. A me interessa il coraggio che te lo dà la tua posizione, mi interessa più quello. Devi sapere, non va bene a fumare. Io non dovrei mai fumare live, mi dispiace, però è la posizione che ti permette di prendere delle decisioni. Che dici no, non puoi fumare, queste sono le regole. Benissimo, non vengo. Qual è il problema? Mancano 3 like per Dave Chappelle. Grazie Lizard. Paratici è entrato in campo a fine primo tempo affrontando l'arbitro con proteste. Marino lo ha fatto notare. Niente di meno, Salvatore, siamo proprio alle minacce a mano armata. Ma comunque Mazzoleni ha fatto la sua. Non è proprio giusto che si debba dipendere dagli arbitri. Il VAR in queste condizioni mi dà l'impressione di decidere l'errore convenienza. Claudio, Mazzoleni ci ha provato anche con il Milan, L'arbitro aveva visto, aveva giudicato, il VAR non deve intervenire. Mazzoleni dice vieni da là a vedere, e il VAR, l'arbitro va e dice ha visto buono, non è abbastanza per dare il rigore. 500, boom, bravi. Fedez lo apprezzo per essersi libellato la SIAE, che non è una vera salvaguardia per gli artisti.
Fedez è una persona che se lo può permettere, certo, ma le persone che se lo portano per permettere di solito su questo sono d'accordissimo, Raffaele, sono d'accordissimo. C'è chi può permetterselo e comunque sta zitto e non se ne frega, e c'è chi ha la sensibilità di dire qualcosa, assolutamente. Anzi, come dice Spider-Man, dai grossi poteri derivano grosse responsabilità, ma dice un'altra cosa in Civil War. Spider-Man dice: quando tu puoi fare quello che posso fare io e non fai niente e succedono le cose, è colpa tua. Che significa? Significa che se tu hai una voce che viene ascoltata e non dici niente, è colpa tua se ci sono delle storture e non le denunci. È chiaro? E abbiamo inserito anche Spider-Man. E vi voglio ricordare veramente il sito, l'account YouTube di Guido Gentile Piano Sequenza. Guido Gentile Piano Sequenza è un bellissimo video, e poi faremo il video, quindi state tuned perché faremo anche il video su calcio e cinema e sarà tutto da godere. Il coraggio te lo danno i soldi, per questo ADL, con ADL non vinceremo mai. Che poi non è che manchino i soldi, non hai i soldi dietro per fallire le annate. I soldi ADL ce l'ha, ma per mantenersi a questo livello non hai i soldi per poter ripianare debiti nel momento in cui vuoi farli. Bravo Works, questa è la cosa. Leggi cosa ha scritto Salvatore Di Matteo e fammi vedere, perché ragazzi scorrono veloci. Si parla tanto degli errori della VAR, ma degli errori di Gattuso con i cambi nessuno ne parla. Salvatore, ne abbiamo parlato, come no? Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo detto che magari un Petagna poteva essere più utile davanti per continuare a fare il lavoro che stava facendo Osimhen. Abbiamo detto che comunque Lozano andava sostituito, probabilmente potevi mettere Elmas a centrocampo invece che Bakayoko, anche se Bakayoko non ha fatto danni, potevi fare i cambi prima, lo abbiamo detto sicuramente, però insisto, sembra quasi a voler cercare una cosa, cercare una motivazione al pareggio, quando poi scavi, il Napoli il secondo gol per chiuderla l'aveva fatto fondamentalmente, e nel mischione finale vogliamo pigliare con Mertens, con Yusai, vogliamo pigliare con Gattuso. Io devo ripetervi che le cose succedono, il calcio è fatto di questo, del mischione finale con 4 attaccanti, con una squadra che non ha niente da perdere e ti fa la siringa perché tu non l'hai chiusa. Il calcio purtroppo e per fortuna è così. Avrei preferito che Fedez avesse dedicato un minuto anche ai lavoratori sfruttati e umiliati da Amazon, ma in quel caso tace, visto che la sua azienda è appena stata acquisita da Amazon. Chi vuol capire? Esatto, Chris, vedi, voi mi portate su un argomento che è delicato, va visto sempre al 360 gradi. Io il discorso che ho sentito, lui fa un paragone tra il calcio e lo spettacolo e dice: voi avete dato tanto attenzione all'azienda calcio e meno a quella dei lavoratori dello spettacolo. Insomma è un argomento che mi sta a cuore, ovviamente. È chiaro, ci sono anche altri argomenti come questi di Amazon. A quel punto ci potrebbe essere il conflitto di interessi, visto che tu ci sei dentro, eccetera eccetera. Chris, ma ti dico anche una cosa: puoi mai parlare di tutti gli argomenti quando prendi parola? Perché avrebbe potuto anche dedicare un minuto ai lavoratori cinesi, ai lavoratori giapponesi, ai lavoratori... Dici tu, in Italia Amazon... Sì, ma è nel mondo che Amazon si comporta così con i suoi lavoratori. Quindi devi prendere una decisione quando hai lo spazio a disposizione, ed evidentemente ha preso la decisione a lui più cara. Sì, ma noi non boicottiamo, credo di no. Questo pure è vero. Questo pure è vero. L'avevamo fatto il secondo gol, senza dubbio. Aiuto, mia figlia e mia moglie. Quali trappole? Beh, che sta succedendo? Oh, Gesù. Il problema è che quando hanno visto che il Napoli stava recuperando punti, ci hanno messo Mazzoleni per 3 partite di coincidenza. Penso proprio di no. Amelie P. Non è finita, forza ragazzi. Dai Cioffi, ci dà un po' di speranza. Lauren, vendi il Napoli. Giovanni Spena Mastrolindo.
Giorgio Mele, col gol annullato a Victor mi sono venuti i Konami di vomito, e qui penso, ragazzi, che possiamo anche chiudere tutto. Baracca e Burattini, commento memorabilissimo, che straordinarietà. In pochi possono permettersi una community come la mia, in pochi. Ah, ma che grandezza, rileggetelo. Bottiamo Amazon. Ha già fatto, vai a fare sta domanda. No, ma ci sta, comunque noi facciamo opinione, Massimo, ci sta tutto, è chiaro. Vale, mi credi che quando ha subito il gol di Napoli sono scoppiato in lacrime? Spero con tutto il cuore che riusciremo ad entrare in zona Champions, Mario, e lo spero anche io, lo sai che soddisfazione. Capisco lo sconforto, ragazzi, purtroppo il calcio è infame a volte. Come è finita la storia delle maglie autoprodotte? Si è parlato, si è detto Legea, si è detto Umbro, si è detto Diadora, si è detto Givova, si è detto l'autoprodotto e poi si è detto l'Emporio Armani. Continuano a farsi nuove cose, dobbiamo aspettare. Io lo conosco di persona, Mazzoleni, e ti posso dire che non ci sopporta proprio. Amelie, io non ti conosco di persona, mi voglio fidare di te, senza nemmeno andare nella cosa di conoscerlo di persona. Il giocatore meno sopportabile, Hamsik, mi sa di frase che ti deve far riflettere. Se il giocatore meno sopporta, cioè ti fanno la domanda chi era quello con cui proprio non ti trovavi, e tu ti puoi aspettare, capito, uno dei cattivoni oppure qualche capitano sempre arraggiato. Hamsik, il meno sopportabile di tutta la Serie A. Bah. Hai ragione Rita, hai ragione. Posso dire una cosa un po' cattiva, ma chi dice ma i lavoratori, vabbè, usciamo da queste, è chiaro, sì, usciamo da queste cose qua, se no non ne usciamo più. Ma la NR per le magliette no? Ritornando proprio alla grande nei periodi che furono. Giorgio Mele, amico di Silver Mele, di Silver Peppe, di Apple Peppe, di Giuseppe Servaggio, Argento, Giuseppe Servaggio. Vale, secondo me il caldo ha influito. Fabio li ho visti, erano distrutti alla fine. La paura è che sarà difficile giocare ben altro 4 partite. Oggi meritavamo e non abbiamo vinto. Meritavamo sì, per quanto creato nel secondo tempo, però poteva andarci anche peggio, amico mio, perché loro comunque il palo l'hanno preso e delle occasioni Meret le ha dovute salvare. Uno spottino e un bobotto, e uno spottino. Ma come siete belli, brillantissimi. Con quel gol stava Giovanni, è stato il bene perché ci ha ripreso, ma adesso potrebbe anche essere il male. Io non me la sento di dare un giudizio definitivo, lo aspetto sempre al varco. Sarri alla Roma, tu che lo conosci bene, come lo vedi? Io lo vedo bene. Cioè, no, io Sarri lo vedo bene in qualsiasi squadra dove va. Non lo vedo bene al Napoli perché è una storia finita, e ricominciare da capo, si creano degli attriti, delle frizioni, già sono state, non vedo bene il cavallo di ritorno. Ma Sarri in qualsiasi altra squadra che vada, alla Fiorentina, alla Roma, alla Lazio, all'Inter, mi esalta l'idea di rivedere un allenatore tra i miei preferiti che si metta lì, se lo fanno lavorare, perché con la Juve non lo hanno fatto lavorare. Sono sicuro che rivediamo un bel calcio, sono sicuro. Spalletti, fai presto, si faccia presto. Spalletti, dove sei? Come sempre fiducioso, ce la faremo sicuramente. Osimhen sta iniziando a prendere l'attacco. Paratona di Meret su Pavoletti, senza dubbio. Le finestre riscaldate, cioè, avete presente quelle finestre riscaldate? Perché là sotto c'è insomma, a quanti like siamo arrivati che me ne vado? Seriamente, cosa ne pensi di uno sponsor Legea Givova? Penso che è un passo indietro, amico mio. Penso che è un passo indietro perché
K e comunque nei negozi qua non le trovo. Trovo la maglietta di Ronaldo, non trovo la maglietta di Lozano, e la maglietta di Lozano io la dovrei trovare perché il Messico qua è importante. La dovrei trovare la maglietta di Lozano e non la trovo. Un problema del Napoli, un problema di distribuzione, che la K non è così forte. Se vai all'Egea e Givova è un passo indietro. Magari le magliette saranno più belle, magari saranno fatte anche meglio qualitativamente. Io ne faccio un problema di distribuzione. L'Egea e Givova hanno una distribuzione limitata e limitante, credo io. La prossima partita è con lo Spezia. L'andata era il replay di questa partita, ma alla quadra. Invitiamo gli incroci. Perché sì, perché noi passammo in vantaggio, poi loro ci recuperarono e vinsero. Iscrivetevi al canale Caffè Napoli 1926 e arriviamo a 530 like, amici bellini, manca pochissimo. Vorrei un like, ragazzi, non per me, ma per i miei moderatori straordinari che non bevo, che mi ricordano di bere e che non mancano mai. Cioè potrebbero anche prendersi un giorno di vacanza e dire: io oggi proprio non me la sento, vale, sto intossicato, il Napoli, la partita, mi vorrei stare riposando un po'. Signori, i like sono per i miei moderatori che devono vedere la fine della live con un numero di like pazzesco e devono anche avere la soddisfazione di dire: ma ti rendi conto che squadra? Ma veramente, e voglio che i like siano per loro, perché ve li ricordate come sono i moderatori, dove stanno gli X? Una famiglia che voleva cambiare il mondo a suon di TVB. Palco. Polli. Pablo Versati. Baby Fox. Giuseppe Argento. Ivan Evelyn. Marat. Joe TV. GX-Mod. È il suono dei fumetti. Sì, dobbiamo fare gli auguri alla futura mamma Rita Pavone, che vedete non c'è perché la stanno prendendo le cure, e tra un poco vedrete ovviamente la neomamma con bambini. Ci sono già biberoni sparsi per tutta la casa, pannolini e cose varie. Io, ragazzi, oh mamma mia, sei arrivato adesso, c'è qualche spam, sì, un pochino c'è stato da doverlo fare. C'è anche l'ottimo Mario Gessa. Io volevo l'1-0, Diego Junior il 2-0, è uscito un pareggio che mi ha indussacato. Mario è intervenuto in TV ed è stato molto carino, tra l'altro, a salutare prima me. Io l'ho notato e l'ho apprezzato tantissimo, Mario, che tu hai detto magari Valerio se ne va, volevo salutarlo prima della pubblicità, e sei stato veramente carinissimo. E in TV con Silvio Elmere e con Diego Armando Maradona Junior, e abbiamo parlato di questa cosa, tu avendo in famiglia anche un po' di simpatia per il Cagliari. L'1-0 ti sarebbe piaciuto, purtroppo è arrivato l'1-1 e ti sei intossicato, va bene così. Che ci possiamo fare? La prossima è decisiva, Juve e Milan si devono sgambettare per forza, se non distruggiamo lo Spezia non meritiamo nulla, e ci sta Shiny Shy Ascia, perché io mo sto tutto capito depresso eccetera eccetera, ma se guardo la classifica un attimo io già lo so che la prossima partita, se facciamo il nostro dovere, perché se non facciamo il nostro dovere non c'è niente da dire, guardo un attimo la classifica e la guardo e ve la faccio vedere anche a voi. L'Atalanta a 69, giusto? La Juventus a 69, il Milan a 69, il Napoli a 67. Il Napoli, Salvatore Reino non mi fa parlare.
tifare Napoli è troppa sofferenza. Oggi col Cagliari è stato il massimo dell'essere napoletano in tutto e per tutto. È proprio così, amico mio. Prima di tutto, grazie. Tifare Napoli è sofferenza, ragazzi. Il napoletano lo sa che tifare Napoli è sofferenza. È così. Le vittorie contano di più, le sconfitte le sentiamo di più, i pareggi fanno male, lo sapete che è così. Guardiamo la classifica. Benissimo. Si devono sgambettare. Mettiamo che fanno un pareggio, così si sgambettano tutte e due. Il Napoli vince con lo Spezia, mettiamo che tutto succede come deve succedere, il Napoli va a 70, loro vanno a 70 e si ricrea, ok? Si ricrea la situazione di parità che ci rimette, siamo padroni del nostro destino. Classifiche avulse, eccetera, eccetera, e senza pensare ai vari mazzoleni, eccetera, eccetera. Se invece la Juventus vince e il Milan perde, il Napoli si mette sopra il Milan, siamo padroni del nostro destino, eccetera, eccetera. Se il Milan vince e la Juventus perde, il Napoli si mette padrone del proprio destino sopra la Juventus. Voglio chiudere con questa riflessione qua. Siamo padroni del nostro destino? Sì, tutto a posto, è vero, è vero. Siamo in grado mentalmente di combattere contro tutti e tutto? Questa è la domanda. Siamo in grado di compattarci dopo questa che per il tifoso napoletano è una delusione e potrebbe esserlo anche per i giocatori? Vediamo, aspettiamo una risposta da questo gruppo che si è dimostrato unito nella vittoria, nelle ultime del filotto di vittoria. Adesso si deve dimostrare unito, adesso, in questo momento così. Lo Spezia farà la partita che dovrà fare perché anche loro non sono salvi e quindi non ci regaleranno niente, né loro, né l'Udinese, né la Fiorentina, né il Verona, nessuno ci regalerà niente. Ce le dobbiamo conquistare, le vittorie. Non voglio più parlare degli arbitri perché non parlo degli arbitri, parlo della società completamente assente e silente. Basta così. Signori miei, vado a fare la pipì. Vi voglio bene. Saluto, nel salutare i mod, grazie amici per la preziosa presenza. Valerio Giopellecchia ringraziano, Rita Pavone mostrerà la creatura a breve, vi saluto dalla stanza Travaglio. Marco Travagli, iscrivetevi al canale e vedremo. Il padrone del nostro mezzino è Mazzoleni, secondo me nelle stanze che contano stanno aspettando il VAR. Siamo fragili mentalmente ma siamo sempre in corso, è proprio vero. Vorrei poter far sentire ai nostri giocatori in questo momento il nostro appoggio, una maledizione questo Covid. Hai ragione Ale, hai ragione anche tu perché con lo stadio magari avremmo sentito tutto un altro tipo di appoggio. Hai ragione, hai ragione. Su quel gol avrebbe fatto il Milan, lo dava sicuramente, anche questo non abbiamo visto ieri, amico mio, non me lo fa ripetere. Ibrahimovic la prende col braccio qua, è rigore per il Benevento, poi 2-1 vince comunque il Milan, dai il rigore al Benevento, il braccio è largo. Il braccio è largo, Calvarese, il braccio è largo. Quindi non è il singolo arbitro e non è il singolo episodio, è il calcio, è il calcio, è il calcio. Ti ringrazio Nico, ti ringrazio Carlo, ti ringrazio tutti, vi voglio bene ragazzi, un bacio a Eco, un bacio a Stellina e ci vediamo presto. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche a Instagram. Iscrivetevi alle altre cose, non mollate perché se il Napoli non molla non mollate neanche voi mentre io lancio la sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, boh. Comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.